anche oggi ho aperto con questo bellissimo video che mi ha mandato, e lo ringrazio sempre, il dottor Francesco Chiavacci Lago, per far capire l'importanza dell'ambiente. L'ambiente a cui i giovani tengono tantissimo, si stanno battendo per questo, nel silenzio assordante di una politica che non li ascolta. Sono arrivati a fare, come dico tutte le mattine, dei gesti estremi. Sono dei ragazzi creativi, ipersensibili, che lo fanno anche per voi che siete a casa, che li criticate, che vi muovete, poi vi lamentate se l'acqua è cattiva, se abbiamo l'inquinamento, e loro invece ci mettono la faccia, pagando anche sulla propria pelle sbagli che la politica sta facendo, perché forse l'ambiente non gli interessa. Ne parleremo questa mattina e ringrazio tantissimo Giovanna Cordova, direttore artistico, direttrice artistico, Associazione Tema Cultura. Grazie professoressa Cordova di essere qui, e grazie anche all'avvocato Alessandro Schuster, avvocato del Foro di Trento, collegato con noi. Buongiorno avvocato, che piacere rivederla. Buongiorno Mirella, buongiorno. Buongiorno. Allora io inizierei proprio dalla direttrice artistica di questa associazione importantissima, Tema Cultura, che è Giovanna Cordova. Allora, i giovani, direttrici, i giovani e questo mondo meraviglioso che è il mondo dell'arte, che è il mondo della cultura, dove noi li vediamo, ci sono. Certo che li vediamo poco, perché non interessa a nessuno far vedere gli esempi buoni, bisogna vedere tutti i giorni gli esempi cattivi, pochi, che sembrano tanti, mentre quelli buoni, che sono tanti e possono dare dei messaggi positivi, non si vedono. Ecco, dal suo osservatorio invece importante, dalla sua angolazione così creativa, cosa vedi in questi ragazzi? Ma io ho una grande fiducia nei ragazzi, e una fiducia che non è che do così, ma perché vedo sul campo, perché come ha detto lei, i ragazzi che hanno voglia di fare, di impegnarsi, di fare un'attività anche di tipo artistico, noi facciamo teatro, ce ne sono tantissimi. L'importante è di mettersi in ascolto dei ragazzi, di capire quelli che sono i loro bisogni e di dare delle vie da seguire, perché per esempio la cultura, l'arte, il teatro è un qualche cosa che serve, ma che può diventare anche un lavoro. Perché per esempio noi a Tema Cultura abbiamo degli esempi di ragazzi che sono partiti da noi, che poi sono usciti dalla scuola, hanno fatto un determinato tipo di percorso e poi adesso lavorano. Una per tutti, questo gruppo di ragazzi che si è messo assieme, tutti attori professionisti, creando una compagnia a Treviso, una compagnia di trevigiani che hanno fatto un percorso al di fuori del Veneto e che sono tornati, Fumo Bianco. E questi ragazzi lavorano. Questi ragazzi adesso stanno organizzando un festival a Mogliano meraviglioso, stanno portando in giro degli spettacoli a Treviso, quindi domani sera un appuntamento bellissimo con uno spettacolo di Martelli stupendo, unica data che fanno in Veneto. Quindi fare cultura con i giovani vuol dire dare loro anche delle possibilità di lavoro, perché di realizzarsi all'interno di un percorso che non è solo formativo punto, ma che può diventare un modo per, appunto, per crearsi un futuro da un punto di vista lavorativo, e quindi questo è molto importante secondo me. I giovani basta ascoltarli, e anche diciamo nelle situazioni in cui ci sono delle criticità particolari. Faccio questo esempio. Con Mythos Festival di Teatro Classico l'anno scorso, in collaborazione con l'assessorato alla scuola, abbiamo deciso di portare i classici dove non sono nel programma scolastico, e quindi negli istituti tecnici, che non possono essere considerati come una serie B, perché è la più grande follia pensare una cosa del genere. E la vera sfida è di dare a questi ragazzi delle possibilità che non hanno, ovvero nessuno all'interno dell'istituto, perché non fa parte del programma scolastico, gli parlerà di cultura classica, e la vera sfida è farlo con loro. E per quanto mi riguarda è stata un'esperienza bellissima. Parlo del Giorgi, parlo del Fermi, perché questi ragazzi che all'inizio erano come un po' sospettosi, no?
Perché non conoscono? Perché non conoscono. No, e quindi, nel momento in cui si è creata tra me e loro un'empatia, e io sono andata, perché dico, da cosa volete incominciare per parlare di Seneca, di Ovidio? Allora, forse facendo una provocazione, però intelligente, mi hanno detto: noi vogliamo giocare a calcio. Ho detto: benissimo, allora portiamo in scena, loro li chiamano palleggi alla brasiliana, una roba del genere. Quindi lo spettacolo è iniziato con una musica che hanno scelto loro, e loro che si sono messi a palleggiare raccontandoci Seneca. È bellissimo questo. È stata lei a riuscire a far capire questo a loro, certo, perché sennò loro Seneca non l'avrebbero mai interpretato, specialmente palleggiando. Esatto, ma lì bisogna mettersi in ascolto. Mettersi in ascolto vuol dire essere i primi ad aprire la propria persona agli altri, no? Allora, quando si crea questa cosa, si capisce che io non sono una professoressa o che non sono un antagonista, ma che lavoro con loro. Ripeto, io ho avuto più soddisfazione a lavorare all'Istituto Giorgi, che è un istituto professionale dove ci sono dei ragazzi bravissimi, che non andare in un liceo classico dove va da sé che è come sparare sulla Croce Rossa, lo fanno di curriculum. Non è quello è il ragazzo che voglio prendere. No, esatto, per mano. È molto più importante prenderne uno. Sì. E la soddisfazione è stata che poi questi ragazzi adesso si stanno avvicinando al teatro e che vengono a teatro. Quindi, capito? E quindi, come funziona? E quindi, ripeto, io ho fatto il mio lavoro, l'assessorato alla scuola, il nuovo assessore Gloria Sernagiotto ha fatto la sua, cioè ha dato la disponibilità a mettere in campo un progetto come questo, che non era proprio sicuro, capito? Cioè, non era proprio sicuro che riuscisse Però a bisogna crederci. Bisogna crederci, sì, no. No, se no non si va mai da nessuna parte. Allora, sentiamo cosa ne pensa l'avvocato Alexandre Schuster. Avvocato, ecco, si presenti anche perché lei ascolta molto, ascolta anche proprio quelle fragilità che magari in questo momento sono ascoltate pochissimo, o anche non solo in questo momento, ma sempre questi genitori che veramente qualcuno, Dio, patria, famiglia, che forse non ha capito che la famiglia cambia, e magari sono proprio quelli che hanno 3 mogli, 2 amanti, 8 figli diversi, però Dio, patria, famiglia. Prego, avvocato. Sì, ma no, sono molto contento di ascoltare le iniziative, le conquiste anche che vengono fatte per recuperare, diciamo, tutti, a prescindere dal contesto in cui crescono, da cui sono nati. È veramente importante consentire a tutti di trovare lo spazio con cui una persona può svilupparsi, può realizzarsi. E mi piace ricordare qui la nostra Costituzione, l'articolo 3, che pone proprio come compito della Repubblica quello di consentire ad ogni persona, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, di dare lo spazio e il pieno sviluppo di sé, alla propria persona. Ma questo non solo perché è un diritto di ognuno di fiorire, di realizzarsi, di dare spazio alle proprie potenzialità, ma soprattutto perché la nostra Repubblica dipende dalla possibilità di ognuno di realizzarsi. Ed ecco perché questo stesso articolo, nel momento in cui parla di pieno sviluppo della persona, dice poi che questo avviene affinché questa persona poi possa contribuire all'organizzazione economica, sociale del nostro paese. E quindi dal liceo classico, che è stato avvocato, ma fino alle scuole professionali, ecco, la nostra Repubblica ha delle scuole che non sono di serie A e di serie B, perché ognuno deve diventare il contesto in cui inserirsi. E questo è particolarmente vero perché è lì che serve il nostro ruolo di società, di comunità, di Repubblica, che è quello di soprattutto rimuovere gli ostacoli là dove sono più presenti, e sono presenti in quelle fasce, in quei gruppi sociali che spesso sono oggetto di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione. Sì, io sono effettivamente un avvocato che si occupa di molto di questi ambiti della società in cui di ostacoli perché una persona possa fiorire, un bambino possa crescere amato, senza paure, un genitore possa dedicarsi a essere genitore senza il terrore un domani di essere messo alla porta perché sulla carta per lo Stato italiano non è un genitore, è uno sconosciuto. Ecco, sono situazioni in cui il nostro compito dovrebbe essere quello di dire: ma possiamo rimuovere qualche ostacolo? Ma veramente ha senso tenere questa regola, questa norma che nasceva in un'epoca che non è più la nostra, nasceva
tanto tempo fa. Quali sono le conseguenze di tenere un diritto ancorato a quell'idea che ancora ogni tanto emerge, che ci sarebbe, Mirella l'hai detto te prima, una famiglia, solo una, che è quella fondata sul matrimonio, tutto il resto, oddio, no. Ecco, nella convinzione che esiste una formula magica che in realtà non c'è. Non c'è un contesto ideale in cui una persona può essere felice e può fiorire, perché ognuno ha le sue storie, la sua identità, a volte identità particolari che non si conoscono. Ieri ero in Corte Costituzionale a parlare di identità non binarie, molte non sanno cosa sono, cosa vuol dire essere di un'identità non binaria, eppure oggi sta emergendo questa volontà di essere se stessa in una maniera che è io sono semplicemente io, perché devo riuscire, perché mi costringete a stare in una casella piuttosto che in un'altra. Vede, avvocato Schuster, il problema è che siamo troppo chiusi, molto chiusi. Abbiamo una popolazione che sta invecchiando, abbiamo pochi giovani, nascono pochi bambini. Questi diversamente giovani sono quelli che sono i più chiusi. Però devo dire anche una cosa, avvocato, che quando io ho questi genitori, parlo molto semplice perché voglio che a casa mi capiscano, e parlo non solo ai giovani ma agli ottantenni, ai novantenni, ai settantenni, ai sessantenni, che chiamano e dicono: ma è vero, io ho questa famiglia di 2 donne o di 2 uomini con questi bambini e stiamo benissimo. Poi parlo con questi ospiti che sono i genitori e dicono: non ho nessun problema dove vivo, anzi. Allora sa qual è il problema, mio avvocato? Che c'è qualcuno che vuole dividere, e non sono le persone, i paesi, le comunità, è la politica. È la politica che non ascolta i bambini di questi genitori, uomini o donne, e chiedono: come stai? Perché io quando ho sentito le interviste, che fortunatamente ogni tanto qualcosa si sente, e forse sono più in là dei bambini tradizionali che hanno il papà e la mamma e non si accorgono neppure. Parlo con i giovani, ma loro non è un problema, il problema rimane là. E siccome hanno capito, la politica è molto furba, avvocato, capisce quando devi colpire la fragilità, perché la fragilità è facile colpirla, no? Non si ribella, anzi ti ascolta perché ha paura. Noi qui nel Veneto diciamo ancora comandi, scusa, cioè la dice lunga, avvocato, non so da lei, ma qui da noi c'è ancora il comandi e lo scusa. Io invece vorrei ascoltare questi bambini che crescono bene, felici, in armonia. Vorrei ascoltare anche quell'adozione che non viene fatta, che costa un sacco di soldi, lasciamo marcire i bambini in delle situazioni abominevoli, perché hai 30-40 mila euro, forse riesci ad andare all'estero a portare a casa un bambino. Questi genitori che non possono adottare, perché è vietato adottare il bambino per 2 uomini o 2 donne. Capite che c'è tanta strada da fare. Però cosa faccio, avvocato? Invito queste persone. Ne ho invitato uno di Napoli, che lei conoscerà sicuramente, che ha adottato questa meravigliosa bambina che aveva una sindrome di Down, che nessuno voleva, e lui l'ha adottata. E le posso assicurare che le telefonate che abbiamo ricevuto, i complimenti di queste persone che delle volte condannano, ma perché non sanno, non glieli fanno vedere, non li ascoltano, che sono contrari, poi sono favorevoli. Certo. Anzi, continuavano a dire: vogliamo vedere come cresce questa meravigliosa bambina, vogliamo vederti ancora. Capisce che sono riusciti a mettere l'uno contro l'altro, basta vedere la povertà, 3 milioni di poveri, però abbiamo i soldi per le bombe e le armi nucleari. Ecco, io spero anche con lei questa mattina, con la professoressa, di dare là a queste persone che ci stanno ascoltando, e prima di parlare di riflettere su quello che vedono e quello che sentono reale, non sui qua sulla politica che non sa più dove andare a parare per avere visibilità. Prof, cosa dice? Ma è giustissimo quello che ha detto. Secondo me la stessa attenzione che noi abbiamo nei confronti, perché la politica è, come dire, un'astrazione, no? E anche qui bisogna distinguere tra persone che hanno perché poi la politica è fatta di persone, di uomini e di donne, e quindi di persone che hanno un'attenzione per queste cose e persone che non le hanno. Quindi
secondo me è sbagliato parlare di politica in generale, ma bisogna fare come sempre dei nomi e cognomi, perché sennò diventa difficile fare questo discorso. Ma la politica in generale che ha messo queste leggi, che va, è in generale, non è solo di destra, di centro, di sinistra. No, ma non è una questione... Sono tutti assieme che hanno fatto queste leggi terribili. Sì, no, certamente, ma quello è un problema di legislatore, diciamo, no? E quindi quello è un problema di legislatore e chiaramente è un problema che deve essere affrontato, perché deve adattarsi ad un diverso modo di vivere della società attuale, quindi questo non c'è dubbio. È chiaro che il progetto è un progetto lungo, questo. C'è però un problema che io mi pongo, perché non ho mai capito per quale ragione delle persone che io vedo che hanno una sensibilità particolare fanno di tutto ma non fanno politica. E soprattutto c'è un distacco sempre maggiore tra i giovani e la politica, che da un punto di vista teorico la polis, la città, e quindi è l'organizzazione della nostra vita ed è un fare per una comunità, dovrebbe essere uno degli scopi più alti di una persona, perché è un fare per gli altri, perché questa è la politica dall'epoca, diciamo, della polis classica, è una condivisione. Invece io purtroppo vedo che i giovani, io lavoro con i giovani, sono sempre più lontani dalla politica e vedono la politica come un qualche cosa che non è loro, ma che viene gestita e fatta ad appannaggio di altri. Quindi, a mio modo di vedere, sarebbe molto importante che ci fosse un anello di congiunzione tra politica e giovani, ma non sbandierata a parole o con delle cose che non servono a niente, ma veramente mettendosi in ascolto, aprendo per esempio le porte cosiddette dei famosi palazzi della politica. Magari farli votare a 16 anni, cosa dice? Prof? Non sarebbe mica male. Sì, basta che poi non vengano strumentalizzati come succede. Beh, perché visto dopodiché... che strumentalizziamo i trentenni, i quarantenni, i cinquantenni, esatto. Strumentiamo anche loro, l'importante è che li mettiamo a votare, visto che lo fanno anche in altri paesi, cominciamo anche noi se vogliamo cambiare il mondo, io spero. Abbiamo Rinaldo da Venezia, veloce Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. In quanto riguarda l'arte, in Veneto l'arte, va bene, è la commedia dell'arte, con Goldoni, va bene, che l'ha esportato in Francia, ha fatto di tutto, abbiamo le Fenice, abbiamo i cantanti, l'ultima a Moyanga, vedi a Tozzi del Monte, una delle più grandi cantanti italiane del Novecento. E poi qua in Veneto non abbiamo bisogno di cultura, ne abbiamo che basta, abbiamo bisogno di insegnare ai fiori, di avvicinarli, e dopo la politica, e la politica non c'è più politica. De Gaspari, che era un ministro, andava a Roma in treno, qui skate sui, nel 48-50, andava a Roma in treno, qui so skate. Adesso i treni per farsi portare dove che vogliono, e la politica si sporca, anche ai fiori giovani, non si è attratti a fare del bene del popolo. Per i soldi, va a fare i soldi in politica, perché non vuole lavorare. In politica il ciapa 15.000 euro al mese, va bene, più 2.000 per il telefono, 2.000 per il portaborse, ma dove siamo arrivati? Dove che crediamo? I fiori da liberarsi, perché il suo avvenire ai ragazzi, gli studenti, si faccia da liberarsi, perché siamo di portarli via l'avvenire. I devono cambiarsi da soli. Come che abbiamo fatto noi altri che non avevamo niente. Adesso, dopo di più, sono anche intelligenti i fiori, perché già studiare, non c'è più fiori con la testa elementare. Minimo gli ha fatto il liceo, gli ha studiato, e allora cosa ne mi frega di fiori? E la politica le sporca, i fiori che da vergognarsi, perché per la povera gente non gli fa niente, e la povera gente che tocca subire. Perché cosa fai? Mi puoi anche lagnarsi? Ma è una vergogna. Adesso tutti quanti, guarda cosa che si Dio fa, cosa che ha mosso le robe, quanti milioni che hai speso solo per le votazioni, per questo, per quello.
vergognémonos, demos que de mangiare a chi che ha fame. Ciao. Grazie al nostro Rinaldo, sentite le riflessioni di Rinaldo, adesso sentiamo le riflessioni dell'avvocato Schuster di quello che abbiamo detto, ecco il commento su quello che ha detto anche la professoressa Cordova. Prego avvocato. Sì, ma allora, no, i giovani lo sappiamo, sono il nostro futuro. Penso che lo sforzo che viene fatto anche per coinvolgere di più le donne nella politica o per lasciare a loro gli spazi sia importante, perché poi le figlie e i figli vedono soprattutto in quello che trasmettono i genitori, no? Il mondo con cui si avvicinano, in cui crescono. Quindi il fatto spesso che la politica sia solo al maschile o prevalentemente al maschile, per esempio, è qualcosa che sicuramente non aiuta a capire che in realtà è la casa di tutte e di tutti, e quindi anche delle cittadine, non solo dei cittadini. Il ruolo dei giovani è fondamentale, questo lo sappiamo. 16 anni, allora qui adesso io sono anche cittadino tedesco perché mio padre è tedesco, ad esempio le elezioni politiche del Parlamento europeo sono state le prime in cui i sedicenni in Germania hanno potuto votare per una recente legge, quindi per la prima volta in Germania, proprio pochi giorni fa, chi aveva 16 anni poteva affacciarsi alle urne. Non è il primo paese, la Germania ha previsto, da quanto ho inteso, questo abbassamento a 16 anni solo per le elezioni del Parlamento europeo, quindi non riguarderanno per ora le altre elezioni in Germania. Anche lì si vedrà, non è il primo paese, l'Austria già consente di votare a 16 anni. Poi diciamo sì, c'è l'idea il problema secondo me non è solo di portare il giovane nei locali a votare, perché poi i primi anni c'è l'entusiasmo e mi pare di ricordare statistiche che dicono che sono più i giovani ad andare a votare che poi quelli ad esempio in mezzo allo spettro d'età. E vanno i giovani, hanno l'entusiasmo all'inizio, come è normale che sia, però dopo anche loro iniziano a disaffezionarsi e qua forse sta il problema, cioè non abbassare l'età ma soprattutto cercare di portare. A volte mi domando se la questione sia che non c'è più quella contrapposizione di ideologie, cioè di visioni del mondo per cui lottare. Si è esordito con la salamandra, con l'ambiente naturale. Sì, è secondo me l'ambiente una delle grandi questioni, soprattutto se si capisce che salvare l'ambiente vuol dire veramente immaginare una nostra quotidianità molto diversa, perché insomma tutti vogliamo salvare l'ambiente. Dovremmo iniziare a contrapporci sui due modelli veri su come salvarlo, perché anch'io questa mattina ho preso la macchina per andare al lavoro. Dovrebbe farci molto riflettere. Avevo la possibilità di andare in bicicletta, mettendoci il doppio del tempo, sì. Avrei potuto prendere un mezzo pubblico, sì, ci avrei messo più del doppio del tempo andando in macchina. E allora oggi pensiamo che abbiamo la possibilità, l'opzione di prendere la macchina, ma se veramente dovessimo essere coerenti con i nostri obiettivi dovremmo dire facciamo dei sacrifici tutti, e i giovani dovrebbero essere quelli che forse mettono noi che iniziamo a diventare sempre più vecchi spalle al muro, ricordando insomma che non è un regalo che lasciamo a loro ma è un pianeta che prendiamo in prestito da loro. Quindi il lavoro da fare tanto e forse dobbiamo iniziare veramente a scuotere le anime, i nostri pensieri, perché così vive la politica, mettendo di fronte a scelte dure in cui capisci che non puoi rimanere indifferente, non puoi lasciare che facciano altri, perché alla fine vuol dire appunto che acqua beviamo, che cibo offriamo ai nostri figli, come dobbiamo iniziare a comportarci. Forse stiamo rinviando un problema, ma le scelte importanti che dobbiamo fare sono radicali, come forse una volta erano le grandi scelte radicali sulle visioni del mondo, dal blocco sovietico al blocco americano. Ecco, oggi è una vita che prosegue così, fermo che tutti vogliamo a parole salvare il pianeta, è una vita in cui dobbiamo veramente cambiare la nostra quotidianità, e se riuscissimo a cambiare i nostri stili, non solo sull'ambiente ma anche nel riconoscere a ognuno le libertà più grandi, allora la politica cambierebbe qualcosa. Devo solo dire questo: il punto di partenza di tutto è che se non iniziamo a lasciare alle altre persone essere felici, godere delle libertà,
quando queste non toccano la nostra vita, la nostra felicità, le nostre anche diverse scelte di vita, beh, a quel punto prendiamo una china scivolosa che ci porta a sostanzialmente a non lavorare più assieme, a non volere il bene del prossimo, a essere invidiosi, ad amare quando anche l'altro sta male, ma questo non può essere il futuro nostro. Vede avvocato, forse se lei avesse la disponibilità di avere dei mezzi di trasporto molti più veloci, invece cosa hanno fatto? E non siamo di sicuro stati noi, che andiamo all'industria delle macchine, all'industria automobilistica perché abbiamo puntato tutto su gomma, chiediamo perché abbiamo fatto solo su gomma le autostrade, abbiamo l'Italia che è attorniata da porti meravigliosi che abbiamo completamente abbandonato. Ecco, forse anche lei invece di prendere magari la bicicletta potrebbe aver preso un altro mezzo se avesse a disposizione, come ha detto lei, e non impiegare, ecco, 3 ore in più magari o 2 ore in più per recarmi al posto di lavoro, perché ci hanno costretto a prendere la macchina, ma non una, 5. Ecco, perché in 4 macchine a casa, ma non siamo stati noi, c'è qualcuno che ha indottrinato questo ed è stata la politica, è inutile che ce la giriamo, ecco, anzi ha finanziato questo e non ha finanziato le cose invece che sarebbero stati utili per tutto, che anche questo trasporto su acqua ad esempio, penso io, e invece continuiamo a vedere queste, sto pensando ad esempio alla pista da bob, cosa costerà e chi ci andrà, però i soldi là ci si sono trovati per fare quello, ma per agevolare qualcun altro, magari anche diversamente giovane a spostarsi, non si trovano mai i soldi. Allora andiamo a vedere anche questa presentazione della professoressa Cordova, questo video che è molto bello, andiamo a vedere. Allora, professoressa, veramente spieghiamo questa meraviglia che abbiamo visto, questo impegno, questa armonia nei movimenti, perché ce l'hanno, basta saperla tirare fuori e la brava alla prof, prego. Questo che avete visto è uno spezzone dello spettacolo sull'Odissea, Odisseo, colui che corse al di là del mare, che abbiamo presentato al Teatro Olimpico e poi replicato anche al Comunale a Treviso. È un racconto dell'Odissea visto, diciamo, da un punto di vista diverso, dove i ragazzi in pratica rappresentano i pensieri di Odisseo, che è un Odisseo maturo e che alla fine del suo viaggio fa un bilancio. Quello che voi avete visto è bellissimo, ma io tengo a spiegare una cosa. Non è improvvisato, cioè non è che si possa ottenere quella cosa perché naturalmente i ragazzi sono bravi. I ragazzi naturalmente sono bravi, ma hanno bisogno di una guida. In quel caso c'è
un lavoro mio di scrittura e di preparazione teatrale, ma c'è un lavoro di preparazione fisica, fatto in questo caso da una coreografa che è Silvia Bennett, che ha montato tutto. Allora, cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che per ottenere un risultato del genere, che è un risultato altissimo, è necessario lavorare, è necessario dare ai ragazzi la possibilità di esprimersi con la stessa dignità e attenzione che è data agli adulti. Perché una compagnia di professionisti adulti, è chiaro che ha una coreografa, qualcuno che fa i costumi, qualcuno che scrive un buon testo, una regia. Allora, se noi vogliamo che i ragazzi veramente crescono, non possiamo dare loro un sottoprodotto culturale, ma dare loro la stessa attenzione e gli stessi mezzi, che hanno dei costi, che vengono attribuiti per lavorare in maniera professionale. Ed è quello che Tema Cultura, Tema Academy fa. E che è molto importante a mio modo di vedere, perché è come dire, sì, tu giochi a calcio e sei bravissimo, però sei piccolo, quindi vai a giocare nel campetto d'erba. E no, perché per giocare a calcio prima o poi ci vuole un campo da calcio, ci vuole, se vuoi giocare a tennis, un campo da tennis, e se vuoi fare teatro ci vuole un teatro, che è una macchina, perché ci sono tecnici, ci sono costumi, ci sono appunto coreografi. Tutto quel suono che voi sentite è un tappeto vocale che è stato insegnato e composto da Eleonora Biasin, che è una cantante straordinaria e che ha messo assieme tutte queste varie sonorità che accompagnano l'azione. È una cosa bellissima. Ma anche questo è un lavoro lungo, è un lavoro di attenzione di esperti nei confronti dei ragazzi. Allora, è questo, secondo me, il modo in cui, è la scelta che io ho fatto, che non è una scelta, se vogliamo, antieconomica, se io dovessi guardare ad un utile economico, ma che personalmente mi ha dato le più grandi soddisfazioni, perché dimostrare che dei ragazzi, dei ragazzini, questi ragazzi fanno 30 ore di teatro al mese, che vuol dire che tutti i fine settimana, invece di andare a giocare, devono impegnarsi. Esatto, perché sennò lì non ci arrivano mai. Che però questa cosa è possibile. E io mi auguro che possa diventare un modello replicabile e che quindi molti, magari lasciando perdere l'utile economico di dire beh, l'associazione molto probabilmente anche senza spendere quei soldi faccio 2 corsetti, 4, mi viene a casa lo stesso, ma perché veramente è dare ai ragazzi questa possibilità, dove in un palcoscenico condotti come sono, in quelle condizioni, diventano dei monumenti. E sono i protagonisti. E sono i protagonisti della scena. Pubblicità. Non ci sarà una mamma principale e una mamma secondaria che viene cancellata, ma ci saranno 2 mamme i cui cognomi resteranno entrambi sulla carta d'identità dei loro figli. È l'effetto della decisione del Tribunale di Padova che ha dichiarato inammissibili i 33 ricorsi con cui la Procura aveva chiesto di cancellare il doppio cognome sugli atti di nascita dei bambini e bambine registrate all'anagrafe con il cognome della mamma biologica e della cosiddetta mamma intenzionale. È una prima importante vittoria per le coppie di mamme padovane che in questi mesi hanno vissuto la preoccupazione di veder negato ai propri bambini e bambine lo status di figli con 2 mamme. È una giornata molto importante dopo tutti questi mesi di attesa e anche un po' di rabbia e di preoccupazione. È una giornata in cui appunto si festeggia e, usando l'analogia meteorologica che abbiamo trovato molto calzante, oggi ci stendiamo al sole e ci godiamo questo bel sole. La gioia di Caterina, mamma di un maschietto di 5 anni e di una bimba di 2 anni, si unisce a quella di Irene, anche lei mamma di 2 bambini. La decisione del Tribunale riguarda tutti e 33 gli atti anagrafici dei bambini registrati dal sindaco Giordani. Siamo consapevoli che l'iter potrebbe essere ancora molto lungo, ma penso che sia un segnale molto forte e forse ai bimbi, visto che
sono ancora piccolini, non racconteremo i dettagli legali giudiziari, ma condivideremo il clima di festa e di serenità, ecco, con loro, perché è la cosa di cui c'è più bisogno per noi mamme, genitori, nonni, parenti tutti e i bambini in primis. Quindi questa sera festeggiamo e viva i sorrisi e le belle notizie. Le motivazioni della decisione del Tribunale sono molto tecniche, ma il cuore della questione è che verrebbe messo a rischio lo status del minore, una tesi sostenuta dalla difesa delle mamme arcobaleno. Quello che chiedeva la Procura non era rettificare degli atti di nascita, ma era cancellare un genitore, e per cancellare un genitore non si può fare un tipo di azione come quella che ha fatto la Procura, ma serve un altro tipo di azione, che è l'azione di Stato, ovvero andare a verificare lo status giuridico del minore. Il Tribunale ha interpretato correttamente, quindi ha ascoltato quella che era la richiesta fatta e ha respinto tutti i ricorsi dichiarandoli inammissibili. Una prima vittoria per le famiglie che ora attendono di conoscere le mosse della Procura, che potrebbe ovviamente decidere di impugnare in appello la decisione del Tribunale, una decisione che potrebbe arrivare anche dal Ministero dell'Interno. Allora, avvocato Schuster, spieghi anche, che vuole capire un po' di più anche la nostra professoressa Giovanna Cordova, che magari non ha seguito punto per punto questi passaggi, a che risultato stiamo arrivando e se ci sarà questo risultato, perché si sono messi molti paletti nonostante anche questa prima vittoria. Prego, avvocato. Sì, adesso siamo, ai noi, in Corte d'Appello con tutte le storie di questi 37 bambine e bambini, e siamo in attesa della decisione della Corte d'Appello di Venezia, e non perché avessimo voluto noi disturbare la Corte d'Appello di Venezia, ma perché ci sono arrivate, come avvocati che difendiamo queste coppie, ben 2 impugnazioni. Uno è la Procura Generale, quindi il pubblico ministero che c'è presso la Corte d'Appello di Venezia, che evidentemente non ha gradito, condiviso la decisione del Tribunale di Padova, e l'immancabile Ministero dell'Interno, quindi Roma, con l'Avvocatura dello Stato, che anche loro ritengono che il Ministero dell'Interno abbia una voce in capitolo per dire chi abbia diritto ad avere 2 madri e chi no. Quindi ci sono state le udienze lunedì della settimana scorsa, adesso siamo in attesa di conoscere la decisione. Il dato che rimane è che in Italia l'inerzia della politica e del Parlamento è una risposta al fatto che sostanzialmente loro non vogliono occuparsi di diritti fondamentali, di libertà, vogliono lasciare il diritto così com'era, nonostante siano trascorsi dal Codice Civile del 1940, 80 anni. Sono stati fatti dei piccoli interventi, ma oggettivamente non tratta, non gestisce la realtà. Per dare un'idea, il nostro Codice Civile, che dovrebbe essere il pilastro del diritto di famiglia, non fa menzione della fecondazione assistita. Quindi un bambino su 20, se legge il Codice Civile che dice i genitori, diritti e doveri, non trova dentro la propria storia, che è quello di un bambino che non è nato come si nasceva nel 1940, ma è nato con un percorso, con delle possibilità che sono state rese possibili dalla scienza medica. E sono queste possibilità della scienza medica che consentono a 2 uomini e a 2 donne di portare a compimento un desiderio, che è quello di dare la vita, di assumere i doveri ancora prima che i diritti, o meglio i piaceri dell'essere genitori, soprattutto prima di tutto i doveri. E queste coppie oggi non si trovano riconosciute nel nostro diritto di famiglia, ma perché non lo erano nel 1940, e oggi credo dobbiamo loro dire che, poiché è possibile volere un bambino, farlo nascere in ragione della propria volontà, ebbene questo bambino non ha diritto ad avere le stesse tutele e le stesse garanzie, perché dobbiamo tenere presente un elemento semplice. Quando un uomo oggi non può, per problemi suoi, concepire un bambino come succedeva nel 1940, per fortuna oggi quell'uomo può usare 2 lettere molto importanti. Sì, voglio che la mia compagna abbia un bambino, diventi madre, partorisca grazie al seme di un donatore.
Questo oggi la scienza medica lo consente e il diritto dice: perché è nato quel bambino non è collegato a te, ma se è nato perché tu l'hai voluto, perché tu hai dato il consenso, tu hai detto sì, procediamo in questa maniera finché nasca quel bambino. Una volta che è nato questo bambino deve essere garantito, deve avere dei diritti. Chi gli deve garantire? Chi con le proprie azioni l'ha fatto nascere. Ecco, queste mamme che abbiamo visto nel bel servizio non fanno altro che chiedere soprattutto di adempiere ai loro doveri. Io quel bambino l'ho voluto far nascere, oggi è qui, volenti o nolenti è qui. Cosa facciamo di questo bambino? Continuiamo a dirgli per tutta la vita: tu non dovevi nascere, perché quell'amore per alcuni italiani non è un amore che è sufficiente per far crescere un bambino. No, in realtà quell'amore c'è, è un amore che sappiamo non deve essere giudicato col pregiudizio, ma con le gioie e le storie che voi avete ben fatto vedere di questi bambini, e quel bambino ha diritto ad avere gli stesse garanzie, le stesse tutele di ogni altro bambino che nasce nella stessa maniera. Ecco, questo è il principio. La procura ha detto: tu vuoi mettere il naso in una famiglia, tu come procura, adesso lo deciderà spero anche del Ministero dell'Interno, cioè del governo, e tu vorresti togliere a questo bambino un genitore. Ebbene, quando nel diritto italiano si toglie un genitore, non lo può fare il governo a Roma che cambia di colore politico, non lo può fare il pubblico ministero, ci sono delle garanzie, dei tempi, a tutela soprattutto di una dimensione familiare che oramai c'è. E tu non hai usato gli strumenti, tu non hai il potere di disfare le famiglie, magari come è successo alla mia coppia, a 5-6 anni di distanza dalla nascita. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Uno dei problemi che abbiamo è sicuramente il fatto dell'astensionismo. Io raccomanderei a gente che è a casa, quando è ora di andare a votare, non dire non sono rappresentato, non vado a votare, ma piuttosto vado a vedere se ci sono dei candidati che presentano dei punti che mi interessano e cercherò di votare quello che più si avvicina ai miei punti e quello che interessa a me. Poi c'è un'altra cosa che secondo me c'è questo astensionismo, ed è stato quello che abbiamo visto con il governo Conte, dove una minoranza, che era la minoranza presieduta da Renzi, ha dato la sfiducia e ha fatto saltare il governo. Allora uno si chiede, no? Ma quanti è che potranno con pochi voti riuscire a far saltare il governo? Cioè, questi governi che in un momento saltano perché una minoranza decide di farli saltare, no? Quanti ce ne saranno? Cioè, il retroscena che, cioè, siccome a pensare male si fa peccato, però come diceva Andreotti, a volte ci si azzecca. Non c'è che dietro magari c'è qualche interesse personale nel far saltare un governo, cioè che la realtà sia soprattutto economica, è quello perché non so, ed è secondo me per questo che la gente non va più a votare, perché vede un sistema che con i soldi anche lo fai saltare, allora governa sempre più ricco. Poi adesso col proporzionale governa chi ha meno, anche chi ha meno voti, è una cosa ridicola. Cioè la democrazia non c'è più, secondo me questa è un'oligarchia massonica. Poi mi raccomando, se volete, ci sono dei video su YouTube dove c'è un noto procuratore che è andato, faceva un comizio, si chiama, aspetta che mi viene in mente, Roberto Scarpinato, sì. Il video si chiama Le verità scomode delle stragi del 92 e del 93 di Roberto Scarpinato. Grazie Claudio, molto chiaro, devo andare avanti perché ho già forato, dobbiamo vedere anche il secondo video della presentazione della professoressa Giovanna Cordova, perché vediamo finalmente i giovani e vediamo veramente quanta passione, ecco l'emozione, andiamo a vedere. Mi sono proposto di veleggiare al di là del tramonto, verso i sentieri di tutte le stelle dell'Ovest.
stato sottratto, ma tanto mi è rimasto. Anche se adesso non siamo più quelli che un tempo fermavano la luce, il sole. Siamo quello che siamo. Una schiera compatta di cuori che vogliono, nonostante siano stati colpiti dal fato, dal tempo, forti nel desiderio di restare, di continuare, di proseguire, di trovare, di cercare, di lottare e di non cedere. Mai. Bellissimo. Allora, professoressa, abbiamo visto questa seconda parte di questa rappresentazione molto bella, ma soprattutto l'impegno di questi ragazzi, perché come dice lei, non è vero che il sabato e la domenica vogliono solo bere, divertirsi, stordirsi, vogliono fare anche questo, ma questo vuol dire anche disciplina, vuol dire regole, rispetto. Prego. No, certamente vuole dire regola, disciplina, che capiscono è necessaria per far funzionare il gruppo, perché questo non è un lavoro di un ragazzo, questo è il lavoro di una socialità di ragazzi che lavorano assieme, di un gruppo, di un coro. Quindi la disciplina non è una cosa così, una cosa che viene, che non ha una sua ragione specifica, ma la disciplina e l'impegno è funzionale per raggiungere con il gruppo quei risultati. Per cui sono i ragazzi che si autodisciplinano. Esatto. Cioè, non sono, certamente io do delle regole, ma poi sono loro che queste regole le fanno funzionare. La compagnia ha un referente, che non sono io, perché a me non piace, cioè, calare dall'alto le cose. Sono loro che decidono quando e come organizzarsi. Chiaro, bisogna abituarli a questo, quindi all'inizio non lo possono capire, quindi all'inizio è necessario che ci sia una persona che dica ok, ci vuole un orario, bisogna fare questo, poi dopo sono loro che lo fanno. E questa è una grandissima scuola di vita, secondo me, che va anche al di là del teatro, no? E che li abitua a gestire il loro tempo. Ad ascoltarsi magari. Ad ascoltarsi, ma questi sono tutti ragazzi che vanno a scuola, cioè non è che sono ragazzi che quindi hanno la maturità, la terza media e che riescono assolutamente a conciliare gli impegni scolastici con un impegno che è un impegno serio. E quindi io veramente quando sento certi professori che dicono no, tu devi mollare questo perché sennò non ti impegni, trovo che facciano un'azione fortemente antieducativa per i ragazzi, perché il mondo non è fatto di una cosa. Il mondo è fatto di tante cose che una persona deve fare e il fatto di questi atteggiamenti di dire no, tu devi dedicarti solo a questo, non si risolve niente, perché non sono le 2 ore alla settimana o i fine settimana che una persona riesce a gestirsi. E il fatto di avere più impegni li abitua di testa a lavorare su più fronti. E quindi a dire, bene, in un futuro... Ad organizzarsi. Io ho il mio lavoro, ma ho anche delle passioni. Certo. E non è che una escluda l'altra, perché il mondo è fatto così. Molto chiaro, professoressa, dovrebbero ascoltarla anche qualche suo collega, forse, perché lei non si rivolge solo ai ragazzi, si rivolge anche a questi educatori. Sì. E capite bene quando un ragazzo magari cerca di far capire anche al proprio insegnante che ha questa passione, sentirsi dire no, tu devi studiare perché sennò non riesci nello studio perché ti impegna troppo l'altra cosa, capisce bene. E poi c'è un'altra cosa che... Allora, se un ragazzo fa un'attività sportiva e non ha la possibilità di fare i compiti il giorno dopo perché fa agonismo, eccetera, è giustificato.
Se un ragazzo fa teatro e ha uno spettacolo, non è giustificato. Allora io mi domando qual è la differenza, che per carità lo sport è fondamentale, tra il fatto di andare a fare una partita di calcio o andare in un teatro a fare uno spettacolo. Ovviamente. E perché c'è questa cosa? Perché? Perché uno pensa che lo spettacolo di teatro fatto per i ragazzi sia una stupidaggine, mentre non lo è soprattutto se viene fatto con dei criteri di professionalità. Anzi, è creatività. È creatività. Non so, le Ferrovie dello Stato fanno uno sconto se uno fa un'attività sportiva, ma se io devo portare i miei ragazzi da Mogliano a Vicenza con il treno, ed è un gruppo di 15-20, non c'è nessun tipo di sconto, perché l'attività culturale non è compresa tra le attività che hanno diritto ad uno sconto. Mi sembra che qualche ministro abbia detto che con la cultura non si mangia, prof. Non allora lo so. È inutile Però... che allora ci facciamo queste domande. Allora andiamo a vedere anche questo video molto bello, queste mamme arcobaleno. Andiamo a Padova, Bencioline, mamme arcobaleno, poi commentiamo. Io a che ora è che vado? Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di opporsi in appello alla decisione del Tribunale di Padova che lo scorso 5 marzo aveva respinto i ricorsi della Procura che chiedeva l'annullamento delle registrazioni anagrafiche con il doppio cognome per i bambini figli di 2 mamme. Il Comune di Padova si costituirà in giudizio contro l'appello del Ministro dell'Interno. La Giunta ha dato il via libera. In questa fase noi ci costituiamo in giudizio, cioè decidiamo di avvalerci della possibilità di difenderci nel corso di questo ricorso in appello. Quindi questi saranno i prossimi passaggi. Il 10 di giugno ci sarà questa nuova udienza e il Comune ci sarà per portare ancora una volta le proprie ragioni. A Padova sono 35 i figli di coppie di mamme registrati dal 2017 dal sindaco Sergio Giordani. Nel certificato di nascita è stato registrato anche il cognome della mamma intenzionale. Le diverse sentenze dei vari tribunali in Italia confermano la necessità di una legge che regolamenti la questione tutelando i bambini e le bambine. Questa situazione ci conferma ancora una volta che quello che manca è una legge e che il fatto che ogni comune si comporti in modo diverso e ogni tribunale possa decidere delle cose diverse evidentemente non dà chiarezza e non dà fondamento al diritto di questi bambini e di queste bambine di avere un percorso sereno nella loro vita. Allora, avvocato Alexander Schuster, come chiudiamo questo primo incontro di questa mattina con lei, con questi problemi enormi, questi bambini che sono all'oscuro di quello che può succedere anche a loro e soprattutto queste mamme che hanno l'impegno di spiegare in maniera anche semplice a volte ma molto determinata quale sarà il futuro di queste coppie, di questi bambini. Prego. Non sono domande semplici. Abbiamo bambini che ormai hanno 6 anni, e presto 7 alcuni, e che già hanno un doppio cognome, che se gli chiedi come ti chiami, loro ti dicono mi chiamo A e Vip, insomma tutti con 2 cognomi delle mamme. E l'ha detto anche il presidente della Corte Costituzionale a marzo. Così non si può andare avanti, sindaci diversi, perché il problema, ecco, è che siamo una repubblica, quindi gli elettori, le elettrici quando fanno delle scelte sanno benissimo chi votano. Diciamo che sulle posizioni che riguardano le nuove famiglie i politici di solito sono abbastanza chiari, almeno qualcuno molto chiaro in un senso o nell'altro, però dobbiamo interrogarci sul fatto che nonostante la Cassazione, diciamo gli stessi giudici, non i grandi collegi della Cassazione, abbiano detto in 3 anni no, e ancora oggi ci siano giudici che dicono non condivido le vostre decisioni, anche se l'avete scritto 5-6 volte, non posso accettare che questi bambini, queste bambine che nascono in queste famiglie solo perché l'amore viene da 2 donne e non da un uomo e da una donna, ebbene devono avere il destino per cui per anni rimangono con un solo genitore. Per anni rimangono in una situazione terribile in cui questo solo genitore è libero di mandare un messaggio
WhatsApp all'altro e dire guarda, l'amore fra di noi donne è finito e in realtà vorrei liberarmi di te completamente e quindi le bambine non le vedrai più. Sono famiglie che vivono con questo terrore, il genitore che non è sulla carta, diciamocelo, non è tutelato, è che ci scrivono sì, ma puoi andare di corsa dalla procura che potrà rivolgersi al giudice minorile che poi garantirà la tua frequentazione, perché l'Italia è un paese con l'abrodo su questo, non riesce a garantire, arriva tardi il pezzo di carta del giudice e i servizi sociali devi mettere le mani, diciamo, in senso d'adorazione e confidare di capitare con un servizio sociale che funziona, che reagisce, che è tempestivo, che sa far fronte a un genitore che non vuole più sapere nell'altro, che dice ma perché devo complicarmi la vita a tenere in piedi una ex compagna che deve vedere le mie bambine, ma sono molto più comoda se me le tengo tutte per me senza tanti intralci. Ecco, o la situazione di chi muore e da morti non si adotta, cioè sono situazioni di incertezza. Allora la domanda che io rivolgo a tutti quelli che ci ascoltano è: ma quando garantiamo questi bambini? Quando nascono e diamo loro le stesse certezze che hanno i nostri figli di coppie eterosessuali? Ma la nostra vita, ci togliamo qualcosa? Incide sulla nostra vita garantire i diritti ai bambini più piccoli? Ma cosa ci viene tolto a noi? Ma riusciamo a realizzare che stiamo soltanto dando a persone la possibilità di essere più felici, più sereni? E non perché c'è una formula magica che il diritto può dare, perché la vita ci riserva sempre, ed è giusto che ci riservi degli ostacoli, degli inciampi, delle cadute da cui è il nostro compito risalire, ma anche andare ad aggiungere il dispiacere di mettere conflitti, debolezze, vulnerabilità, ostacoli, laddove almeno possiamo togliere per gli altri. Ecco, io non ho mai capito, sarà che sono liberale da sempre su questo, ma cosa mi costa consentire agli altri essere più felici, più liberi. Grazie all'avvocato Alexander Schuster, avvocato del Foro di Trento, che avete capito, ecco, stanno cercando anche loro di fare chiarezza all'interno di questo groviglio di problemi che qualcuno ha creato, che fino al 2017 non esisteva. All'improvviso sembra che questo sia uno dei problemi grandi che ha il nostro paese, e abbiamo la gente che muore di fame. Perfetto, andiamo molto bene. Grazie avvocato Schuster. Professoressa, come ci saluta, che messaggio vuole dare? Sempre avanti credendo nelle capacità dei giovani, nella capacità della cultura. Sentivo l'intervento dell'avvocato che parla di libertà, che parla di comprensione. E allora mi è venuto in mente, per Associazione Idee, lo spettacolo che domani presentano questi ragazzi, che è uno spettacolo Dove? Al Parco della Cultura a Mogliano Veneto, ex Villa Longobardi, ore 21. Perfetto. Che è un testo di Dario Fo, bellissimo, dove si parla di libertà, dove si parla di, come dire, di un'apertura mentale diversa. Ecco, queste cose, questi concetti, che sono concetti importanti, giuridici, è bello pensare che possano essere anche espressi con l'arte, con il teatro e soprattutto con la voce dei giovani. Questo è il mio messaggio. Grazie a Giovanna Cordova, direttrice artistica, associazione Tema Culturale. Avete visto cosa riesce a fare, cosa riesce a far tirar fuori a questi meravigliosi ragazzi che magari non sapevano neppure cosa era il teatro, e lei ci è riuscita. Grazie, pubblicità.
dal teatro adesso siamo passati al folklore, bellissimo questo balletto che avete visto, perché? Perché abbiamo ospite Ivano Camarin, presidente gruppo folcloristico trevigiano. Grazie Ivano di essere veramente qui. Saluto anche da una presidente molto cara, Marzia Val, presidente associazione Cantiere Misto e pedagogista. Grazie anche a lei presidente di essere qui per capire l'importanza della pedagogia. Ecco, questa parola una volta si sentiva di più, non so presidente se è vero, ma io ho questa sensazione, adesso mi sembra un po' meno, invece molto importante. Allora partirei proprio da Ivano Camarin. Allora questo folklore, questi usi, costumi, tradizioni, quanto importante è crederci nonostante tante pacche sulle spalle, come dico sempre molte volte al mattino, ma di questi, ecco, aiutare, supportarvi pochi. Eppure sono proprio quelli che dicono guai toccare le nostre tradizioni. Prego Ivano. Sì, una parola importante è tradizione. Tradizione vuol dire bellezza, vuol dire comunità, il senso di darsi, come si diceva una volta, di darsi una mano. Quindi sostenere le tradizioni non vuol dire sostenere la parola tradizione perché è sagra, perché è la ricorrenza religiosa, eccetera. La tradizione è fatta da tanti momenti, senso di comunità. Noi abbiamo un gruppo di circa 60 componenti che insomma in maniera gratuita, volontaria, come tantissimi, sosteniamo un museo, abbiamo una piccola scuola. Case Piavone, che se posso dopo, museo etnografico. Museo etnografico, esatto, abbiamo una piccola, scuola dei bambini, ma oltre a insegnare il canto, il passo, ma abbiamo anche quel senso di stare insieme, di collaborare, di sopportarsi, perché di condividere le idee e i valori anche di altre persone, perché nel nostro gruppo iniziano giustamente a entrare anche bambini non di nazionalità veneta, italiana, ma anche, e quindi li accogliamo, li abbracciamo. Perché questo? Perché è un senso di comunità. Sappiamo che il mondo se Dio trasformasse, però è tradizione, vogliamo portarle avanti anche e insegnare a persone che vengono da un altro mondo. Ecco, è importante, la tradizione, la pacca sulle spalle ben accetta, però dopo che vuole sostanza, che vuole coesione, che vuole tanta passione, è una parola importante, la passione. È quella che però ti fa arrivare all'obiettivo, perché se non hai quella molli prima. Allora sentiamo anche la presidente Marzia Val, cos'è questa associazione Cantiere Misto e soprattutto lei è una pedagogista. Prego presidente. Buongiorno intanto a tutti. Io come presidente intanto voglio spendere due parole per la nostra associazione, che è un'associazione culturale che si occupa di arte a 360 gradi, ma di un'arte anche molto particolare, perché ci occupiamo di street art e cerchiamo di promuovere tutti i giovani talenti, non solo coloro che dipingono così sui muri, ma anche chi scrive poesie, libri, cantanti e quant'altro. Noi abbiamo una sede a Oderzo dove diamo ampio spazio ai giovani talenti, perché comunque i giovani devono partire da qualche parte, non è che possono partire subito alla grande e devono mettersi in gioco in qualche maniera. Ecco, questa è un po' l'associazione. Noi come associazione abbiamo dei valori ben precisi e lavoriamo molto sul sociale. Crediamo che usare l'arte per diffondere dei messaggi sociali sia una cosa importantissima, soprattutto in un paese dove, diciamo, ultimamente è mancata un pochettino di coerenza e questo riguarda soprattutto i giovani. Lei mi dice come pedagogista. Come pedagogista dico che io tra l'altro sono anche insegnante, insegno in una scuola superiore e vedo che i giovani sono spesso e volentieri delusi in quanto uno gli dice di non fare determinate cose e dopo hanno l'esempio completamente contrario che quelle cose vengono fatte. Faccio un esempio per farmi capire. Il genitore dice non devi usare il cellulare, mentre
lui lo sta usando, no? Nello stesso momento nel quale dice non devi usare il cellulare perché siamo a tavola, e il genitore stesso a tavola usa il cellulare giustificando, dicendo che è questione di lavoro. Questa è incoerenza e i giovani si ritrovano spesso e volentieri di fronte a queste incoerenze, dalle cose più piccole alle cose più grandi. Per quanto riguarda senz'altro il mondo giovanile, ha bisogno di, diciamo, di coerenza, sì, ma anche di esempi propositivi, esempi nei quali le persone credono in loro e non li considerano solo dei bambocci o dei suppellettili da poterli fare quello che vogliono. Questo è fondamentale, quindi dare la possibilità a loro di esprimersi con i linguaggi che loro conoscono, che può essere sia di pittura, di scultura, di canto, di poesia, ma non solo, anche solo avere la possibilità di potersi esprimere in un gruppo liberamente, perciò anche entrando in relazione sincera, è fondamentale. Questo molto è chiara. un pochettino... Presidente, vado avanti perché c'è una telefonata, ma dopo riprendiamo. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro. Sì, grazie Mirella. Ieri mattina io ho telefonato prestissimo per dire che ero felice che arrivava la legge sull'autonomia per la mia regione, il Veneto. Stamattina io ero concentrato perché ero lì in casa, che guardare il balletto, cioè se mi parlo col cuore, cioè, non dico che mi sono commosso, ma che manca poco, no? Cioè, ragazzi veramente bravi, veramente in gamba, e mi voglio dire una cosa, ora che bravo c'ho, potremmo avere, volendo, 2 inni del Veneto, quello ufficiale della musica dei Vivaldi, di Serenissima, e quello del popolo, di quei ragazzi che con la musica e col ballo chi faceva era veramente bravi, cioè mi penso che insieme all'autonomia, la nostra regione, la nostra popolazione è giusto che deve salvare e riportare sempre in auge le tradizioni. Quello che mi ho visto prima al balletto di quei ragazzi lì, lo ripeto, cosa ho detto anche l'anno scorso, lei è un gruppo di persone veramente, veramente bravi, e mi spero insomma che sia sempre meglio, perché ripeto, insieme all'autonomia che voi anche tradizioni che resta via. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Vladimiro della telefonata. Allora andiamo a vedere questo cantiere misto, vediamo questo laboratorio. Alemanno, cantiere misto laboratorio, andiamo a vedere.
Allora, Presidente Val, quello che però molti a casa si domanderanno, sì, tutto bello, tutto tanto bravi, però delle volte vediamo delle cose veramente incredibili su portoni, su muri eccezionali. Forse bisogna anche indirizzare, bisogna dare degli spazi, dei luoghi dove queste, perché è creatività anche questa, ecco, non a caso viene dall'America e qualcuno l'ha copiata, parliamo di tanti anni fa. Io pensi, Presidente, che avevo fatto addirittura quando c'erano gli autobus, quelli grigi e verdi, ve li ricordate, orribili, abbiamo fatto proprio con i ragazzi, li abbiamo dipinti, erano bellissimi, poi qualcuno ha pensato bene che andavano invece solo grigi e verdi, perché questa creatività che avevano fatto i ragazzi erano stati ripresi addirittura dal giornalino Topolino, perciò Treviso era andata addirittura su questo giornalino per questa iniziativa di questi creativi. C'è ancora qualcuno che non riesce a capire che bisogna dargli gli spazi, e allora forse questi ragazzi capiranno di più. Prego, quello che state facendo voi, Presidente Val, prego. Sì, allora noi gestiamo le cosiddette Hall of Fame, che sono degli spazi liberi dati a disposizione dalle amministrazioni perché uno possa andare a dipingere con tutta la tranquillità, ma anche per fare esercizio. Sono delle lavagne a cielo aperto autorizzate. Dopo dobbiamo sempre stare un po' attenti. È facile andare a dire che sono tutti vandali o sono tutte opere d'arte. Quando noi facciamo spesso laboratori anche nelle scuole, che ci chiamano per dare un pochettino anche delle indicazioni che cosa sia i graffiti e la street art. I ragazzi giovani hanno ben chiaro che cos'è arte e che cos'è vandalismo. Questa dicotomia, diciamo, non è chiara per gli adulti. È ovvio, e noi lo sappiamo perché è anni che lavoriamo su questo campo, che c'è un determinato periodo, che è l'adolescenza dei ragazzi, che i ragazzi fanno cose illecite, iniziano a fumare, iniziano a bere, e tra cui iniziano anche magari a comprare una bomboletta al supermercato, che tra l'altro è vietata la vendita ai minori, e vanno a fare scarabocchi in giro. È un periodo. È ovvio che chi conosce l'arte e ha tanti interessi si cerca di prendere contatti con le persone che gestiscono le Hall of Fame. Noi ne gestiamo 4 in totale. E, prima della pandemia c'era anche una grande richiesta da parte dei giovani che ci chiamavano, che venivano. Dopo la pandemia le cose sono iniziate a cambiare un pochettino, perché durante la pandemia i ragazzi si sono trovati dei posti loro per andare a dipingere, fabbriche abbandonate, luoghi anche insicuri, no? Che questo invece il problema, che spesso e volentieri dopo si appartano e possono anche cadere facilmente in dei periodi. È una questione educativa, essenzialmente educativa, soprattutto se non c'è un supporto da parte delle amministrazioni locali. Senta, dottoressa, è vero questo, però non possiamo sempre passare il cerino alle istituzioni, agli amministratori, alla scuola. Noi dobbiamo coinvolgere la famiglia. Questi genitori sanno benissimo che per comprare la bomboletta ci vogliono soldi, minimo sono 5, 6 euro, 7 euro, 10 euro, perciò non sono proprio pochi soldi, e soprattutto chi glieli dà e cosa fanno con questi soldi dovrebbero vigilare un po' di più, dico io, perché è troppo comodo passare sempre il cerino alla scuola, all'istituzione, bisogna controllare. No, il primo controllo deve essere fatto dai genitori, anche perché vediamo delle cose veramente terribili, ad esempio anche nelle scuole cosa riescono a fare con queste bombolette, perché è vero, come dice lei, non tutti sono artisti, però quando deturpano le cose che sono delle istituzioni importanti, questo mi dà veramente
veramente molto fastidio, e qualcuno dovrebbe intervenire. Sono i genitori, questi genitori che sembrano sempre, che cadono sempre dal pero, che non sanno mai niente, proprio quando il pero è talmente maturo che non ce la fa più a stare su, e allora dopo arrivano questi genitori. Ecco, senti, senz'altro, scusi se la interrompo, senz'altro ha ragione. Io ho parlato di educazione. Quando si parla di educazione è a 360 gradi, non è solo una questione delle amministrative, è anche questione delle persone che vivono la città e dei genitori stesso, anche dei rivenditori, perché finché i rivenditori vendono bombolette a minorenni, quando non possono, sono anche loro in qualche maniera coinvolti. Sì, però capisce bene che se un rivenditore vende sta bomboletta o le bombolette e questo ragazzo arriva a casa con lo zainetto, io non mi preoccupo di vedere cosa c'è dentro lo zainetto e chiedere dove hai comprato queste bombolette, allora arriviamo anche a questo venditore che vuole fare il furbo, non andiamo da nessuna parte, dobbiamo coinvolgere i genitori, questa è la verità. Questi genitori devono diventare autorevoli, devono capire che non possono comandare sempre i loro figli e decidere sempre la via più semplice, che quella è colpa della scuola, è colpa dell'insegnante, è colpa dell'istituzione. Si devono prendere le proprie responsabilità, perché stanno facendo del male a tutta la comunità che poi paghiamo noi. Allora, quello che volevo dire invece con il nostro Ivano Camarin, ecco, prima ha telefonato Vladimiro da Rovigo e pensavo che mi facesse la domanda: come mai, Mirella, hai lasciato ancora autonomia 2433 giorni a referendum invece di toglierla, che ieri avevamo detto di toglierla e non l'ha chiesto? Allora, secondo te, Ivano Camarin, dopo quello che hai letto, che hai sentito dai nostri telegiornali, questa autonomia 2433 giorni da referendum, visto che è passata la legge Calderoli, la togliamo o la lasciamo secondo te? La trasformazione della società secondo me va accettata, quindi se queste cose portano bene, però è da capire in sostanza dobbiamo accettare anche queste trasformazioni, che deve andare dove? Non in generale, ma... Perciò la togliamo adesso secondo te? Non saprei dirle se la togliamo o no, ma spero anche di sì. E allora la togliamo, dai, oggi la togliamo perché veramente ieri abbiamo detto che bisognava, Vladimiro aveva chiesto questa, abbiamo sentito anche ieri sera il nostro direttore Luigi Bazzali che ha detto non si deve più mettere questo numeretto perché è passata la legge, allora la togliamo. No, ma io spero che non sia un punto di arrivo, cioè deve essere un punto di partenza, perché sappiamo competenze, leggi e tante cose devono essere ancora fatte. Intanto togliamo, dopo vediamo cosa. Tanto quel numero diciamo, ecco, ok, si fine. Partiamo da un altro caso mai. Diciamo, se è un giro come il Giro d'Italia, è un traguardo volante, significa che non è un traguardo di fine corsa, ma è un traguardo intermedio. Bene, noi siamo veneti, rispettiamo tutti, ma è giusto che anche nel nostro caso, insomma, possiamo. In merito a quello che ha detto, devo correre purtroppo perché il tempo sapete che è tiranno, l'ora vola, di quello che ha detto la Presidente Marzia Val, tu come interpreti, ecco, questi ragazzi, tu hai anche le primoli, i ragazzini, cosa insegnate voi, ecco, come giudichi, ecco, queste attività che delle volte sono veramente deturpanti, ma perché nessuno segue questi ragazzi, e poi come dice la Presidente Val, si prendono degli spazi che magari non sono proprio gli spazi adatti a fare questo. Sì, noi dobbiamo a casa essere, loro no, ma a casa degli altri sì. Esatto, noi dobbiamo essere come associazioni a supporto, però come dicevi tu, Mirella, il fondamento deve sempre partire dalla famiglia, dell'educazione deve darlo la famiglia, come io che ho una certa età, tu una volta se arrivavi a casa e combinavi qualcosa, non so che erano tanti giri di parole, cioè venivano subito esodo, questo per dire no, perché avevamo genitori cattivi, ma genitori consapevoli che volevano educare loro per primo i propri figli. Il mondo adesso del lavoro porta che bisogna andare a lavorare in due, cioè la trasformazione c'è. Però, come dicevi tu, se io alla sera arrivo a casa e vedo il ragazzo strano, vedo che sul zainetto ha qualcosa di strano, giustamente mi domanderò,
ma cosa hai fatto? Cioè, può raccontarti frottole, le capisci? Quindi fondamentale è la famiglia e dopo le istituzioni. Ho letto un articolo da poco in Giappone, i primi 3-4 anni di scuola, dico elementare, non fanno lezioni di matematica, di italiano, ma educazione di civica, cioè il comportamento, come deve andare a tenere pulito la tua città, il rispetto delle persone, cioè non voglio adesso far tutto uguale, però hanno capito che la base fondamentale è proprio quando il ragazzo inizia a capire, no, le cose e va, diciamo, aiutato, indirizzato. Noi come associazioni ci siamo, di volontariato, quante associazioni, basta ogni via a un'associazione, quindi c'è la possibilità anche da parte dei genitori di dire: ragazzi, ok, benissimo, andate su un'associazione, capite cosa fanno di arte, di musica, di ballo, di poesia, anche a sostegno degli anziani, cioè mandate di street art anche, magari. E così capite che quel sacrificio si ottiene tante cose. Dopo un'altra roba vi dico, fa più notizia quello che è con la bomboletta che ha dipinto o imbrattato il monumento, che no. Parlo dei miei ragazzi che ogni sabato o domenica là al museo, chi dedica il loro tempo ai bambini, ai grandi, no? Quindi, ma questo non fa notizia. E ora anche qua io dico, diamo più forza anche alle belle cose, che aiuta secondo me a crescere meglio. La bellezza secondo me è il futuro, è il futuro la bellezza, e creare la curiosità. Tu vai in giro su certe città d'arte, come che si diceva prima, col telefonino, perché magari non sa strada, ma non interessa i monumenti, non interessa la fontana storica, ma magari dici, beh, mi sono stato su che città là, a fin fine basta. Educare alla curiosità e alla bellezza, e qua sul Veneto ne abbiamo. Allora andiamo a vedere anche questo cantiere misto, video Energy Fest, e poi lo commentiamo con la Presidente Val.
guardavamo questa bellissima schermata di questa street art. Prego Presidente Val, complimenti, molto bella. Ce l'abbiamo anche in Restera, anche in Restera stanno cercando di capire l'importanza di questi spazi che diventano veramente belli poi. Prego. Allora, questo è a Vittorio Veneto, un Energy Fest che abbiamo fatto a Vittorio Veneto. Il muro è un muro che confina nella zona della scuola d'arte. Era un muro che era stato preso di mira da parte degli estremisti, scrivendo un sacco di parolacce, insulti e quant'altro. Abbiamo chiesto al comune di poterlo riqualificare, onde evitare che diventi una lavagna di parolacce e di insulti, e quello è il risultato. Hanno partecipato più o meno una trentina di artisti provenienti da tutta Italia. Il video è stato fatto da un giovane di Conegliano, la musica anche. C'è stata praticamente una collaborazione. Questo è uno degli ultimi Energy Fest che abbiamo fatto, perché dopo il Covid per organizzare dei festival diventa sempre più difficile, ma anche per trovare muri a disposizione per dipingere. Noi ad esempio abbiamo fatto questo progetto che si chiama Diritti Sospesi, che abbiamo affrontato 4 tematiche che riguardavano il bullismo, violenza di genere, bipolarismo e disturbi alimentari, con degli incontri sempre di carattere artistico tra teatro, canto e sfilate, musica e quant'altro. La fine del progetto doveva essere dei muri a disposizione per rappresentare ogni tematica trattata. Ancora tuttora non abbiamo trovato perché c'è sempre un pochettino di difficoltà in questo, no? Perché è importante anche, come le dicevo prima, noi siamo convinti che con l'arte bisogna lasciare dei segni, bisogna far pensare alle persone e bisogna anche in qualche maniera riportare la bellezza, come diceva il Presidente prima, alla portata di tutti. Non è che sia un retaggio culturale, Presidente Val, che non riusciamo a capire che non tutti sono scarabocci, come chi dice i nostri anziani, i nostri diversamente giovani. Guarda che scarabocci, ma perché non lo sanno interpretare, non viene spiegato. Io penso che anche trasmissioni come questa, come Sveglia Veneti, che invece fa capire anche a queste persone a casa cosa vuol dire quel disegno, quella scritta, quel simbolo, sia importante, perché abbiamo visto poi ci sono anche diversamente giovani che si fermano ad ammirare quando vedono questi disegni bellissimi, perché sono veramente belli. Spiegarli un po' di più non sarebbe male, però Presidente, prego. Concordo pienamente con lei, effettivamente è un'attività che noi facciamo. Se noi veniamo chiamati anche paradossalmente in dei circoli dove sono presenti soprattutto diversamente giovani, noi siamo ben disponibili a spiegargli questo linguaggio, perché è un altro tipo di linguaggio che bisogna conoscere, no? Non è sempre immediato. Un disegno può essere immediato come pure no. Bene Presidente, noi abbiamo un grande problema, noi abbiamo la lingua di segni che dovrebbe essere insegnata a scuola fin da piccoli, che è una scuola importantissima, è una lingua importantissima. Una volta si faceva qualcosa, io mi ricordo che ce la insegnavano a scuola, poi non so perché tutto sparito. Abbiamo questo nuovo linguaggio, questa nuova interpretazione anche quei disegni, ma nessuno la spiega, poi molti non la capiscono, visto che siamo anche un popolo diversamente giovane. Ormai questi pochi giovani che abbiamo lasciamoli esprimere nella maniera giusta e nel posto giusto, ma come dice la Presidente Val, fanno fatica a reperire anche i posti. Pensate voi, lasciano il degrado piuttosto di lasciare questi spazi a questi ragazzi. Noi abbiamo avuto invece un presidente illuminato di una RSA che ha dipinto proprio qui a Treviso i muri della RSA con questi street art ed è venuta una cosa bellissima. Non so se riescono a trovarla in regia, ma è una cosa bellissima, la farò vedere prossimamente, dove questo muro grigio, ecco, quasi una prigione, diventava invece allegria, diventava colore, diventava gioia e diventava emozione. Messaggi positivi e positivi. Prego Ivano. No, concordo, bisogna dare sempre messaggi positivi e creare la bellezza nella semplicità
cioè non dovevamo fare delle robe chissà cosa, chissà come, ma semplicemente nei colori, nelle poesie. Quest'anno abbiamo fatto il concorso poesie e se lo mettiamo a confronto con poesie di 30 anni fa, cose completamente diverse. Cioè si legge la trasformazione, però io dico sempre, mi raccomando, messaggi positivi, messaggi di bellezza. Sarà quello che il nostro compito, il gruppo folcloristico o la signora Marzia o Mirella avrà questo compito, messaggi positivi. Allora andiamo a sentire in questo video cosa vuol dire questo messaggio, sempre del cantiere Alemanno, voi siete morti. Un corso che offriamo annualmente e gratuitamente al Museo Etnografico Case Piavone, che è la sede del gruppo folcloristico trevigiano, rivolto ai bambini dai 4 ai 14 anni per formare quello che è il gruppo delle primule del folklore, che sono i bambini, i nostri allievi, gli allievi del gruppo folcloristico trevigiano. Un corso che permette ai bambini di insegnare e riscoprire le tradizioni popolari attraverso il gioco, il canto e la danza, un percorso di condivisione e crescita nel segno della storia del nostro territorio, ma che ha risentito dello stop dovuto al Covid. Per chiunque ci stia ascoltando e che abbia qualche nipotino vicino di casa, l'invito è quello di portarli al Museo Etnografico per riscoprirgli, per fargli scoprire insomma quelle che sono le tradizioni. Abbiamo una risposta, nel senso di genitori che comunque ci continuano a portare i propri figli e che ringraziamo perché sono loro la nostra fonte di partecipazione, insomma, però per chiunque altro volesse unirsi, insomma, siamo lì.
Il corso inizierà sabato 15 ottobre. Per qualsiasi altra informazione trovate i nostri recapiti nelle pagine social del nostro gruppo e nel nostro sito, e l'invito è anche quello di scoprire quello che è il Museo Etnografico Casa Piavone, che è la nostra sede e la nostra fonte anche di ispirazione per tutto quello che riguarda la cultura popolare trevigiana. Allora, Presidente Val, queste due contrapposizioni, la street art che si sposa poi con altri bambini, con altri ragazzi, con questi balli e con queste tradizioni, eppure è bellissimo proprio da parlare, da mettere assieme, da unire, prego. Guardi, non so se è una coincidenza, ma io non credo nelle coincidenze. Quest'estate a luglio faremo proprio in sede da noi durante le Fiere della Maddalena un incontro che parlerà di balli medievali e verrà un gruppo folcloristico che presenterà l'arte del ballo medievale, ma non solo, anche la sartoria di quel periodo, perciò andiamo a toccare sia la tradizione ma anche l'artigianato. Noi siamo strettamente convinti, il filmato che avete visto è un filmato che logicamente parla con un messaggio chiaramente contro la guerra, che è la rappresentazione di un libro di fantascienza di Philip Dick. Noi anche l'altro filmato che avete visto, il laboratorio di street art, è proprio una giornata dedicata che noi faremo le guide turistiche per Oderzo per vedere i segni lasciati dall'uomo. Perciò dai romani ai giorni nostri. Noi siamo fortemente convinti che poi insomma anche l'antropologia insegna, noi proveniamo
dalle nostre tradizioni. Le tradizioni sono importanti, bisogna conoscerne effettivamente la radice, la motivazione giusta e non prenderle solo come verità assoluta, perché ci insegnano che le verità assolute ancora tuttora non esistono. Oddio, per i politici la verità assoluta ce l'hanno sempre loro e solo loro, per quasi tutti i politici. Noi invece, come dice la Presidente Valle, andiamo molto cauti, perché la verità bisogna vedere chi ce l'ha in tasca e da quale angolazione viene detta. Allora Ivano, queste due realtà, street art, ecco, questi meravigliosi balletti di questi bambini. Ma sì, è tutto un segno di modernità comunque, dall'arte di pittura in questo caso, dall'arte musicale o di balletti, ma non per questo, perché i nostri bambini hanno un costume che rispecchia un po' i tempi passati, non siano moderni. C'è un segno positivo che stiamo dando ai nostri ragazzi, sperando che magari marzo, settembre, ottobre ne arrivano tante bambine, come dicevamo prima, bambini, tante femminucce, ma maschietti pochi. I maschietti niente. Siete chiusi, fin da piccoli, chiusi, se le mamme non vi svegliano rimanete chiusi. È vero, qua noi invece il pallone o altri sport se le portano via tutti, perché ormai... quello è il messaggio che arriva, scusa. Sì, quello è il messaggio. È quello il messaggio. Adesso il calcio addirittura si paga anche per far calcio, pensate dove stiamo andando a parare. Da noi non si paga nulla, per capire la diversità. Allora sentiamo la Presidente Val come ci saluta. Presidente, cosa dice? Che messaggio vuole dare questa mattina? Allora, un messaggio senz'altro positivo. Spero che i giovani autorevoli, ma come anche le persone di un certo calibro, di una certa età, possono dare sempre un esempio positivo e di speranza a tutti, soprattutto trasformando il grigiore in emozione, voglio dire emozione, non colore, perché questo è, dobbiamo in qualche maniera riappropriarci della nostra umanità, della nostra semplicità anche, no? Perciò salutarci con un sorriso, darci la mano guardandoci negli occhi e lasciando magari un pochettino perdere più i social, ma questo siamo noi i primi che dobbiamo farlo. Io ho notato che se io saluto con un sorriso mi viene risposto con un saluto, se non saluto nessuno mi saluta. E soprattutto che la street art può essere spiegata anche da Marzia Val, che non per dire, ma non ha 10, 15 o 20 anni, ma però sta spiegando l'importanza di capire anche i nostri nonni, che invece di criticare, magari perché non sanno, poveretti, di vedere un messaggio positivo, perché avete visto, condannano la guerra, queste armi terribili, perché questi sono i nostri ragazzi, sono quelli che ci mettono la faccia per un cambiamento della comunità e sono loro poi che ne pagano le conseguenze, perché si espongono. Noi di sicuro non ci esponiamo come loro, e sono veramente da dire grazie a questi ragazzi. Allora andiamo a vedere, prima di chiudere, perché voglio chiudere in bellezza, avevo parlato di marzo, di aprile, di maggio, questa primavera che non arriva, andiamo a vedere Raspa Primule e poi salutiamo Ivano Camarino.
Ma che belle, ma avete visto che eleganti, ma avete che visto bravi. Bravissime, complimenti veramente sì, Ivano Camarin. Che messaggio, con quale messaggio vuoi salutarci? Ma guarda, vi saluto col sorriso e come chi faceva una volta se avevamo il capeo, perché è un segno di rispetto a tutti voi altri telespettatori. Grazie a Mirella dell'invito. Se posso dire questo, vi aspettiamo da fine giugno fino a settembre al Museo Etnografico, dove che quasi ogni sabato, che commedia, insomma andiamo via con l'animo contento. Quindi vi aspettiamo al museo e grazie a tutti voi altri. Grazie Ivano Camarin, Presidente Gruppo Folcloristico Trevigiano, grazie a Marzia Val, Presidente Associazione Cantiere Misto e anche pedagogista, di essere stati con noi. Grazie, pubblicità. Adesso andiamo a Milano e salutiamo il dottor Cristiano Quaranta, capitano della squadra di scacchi, obiettivo risarcimento Padova. Grazie veramente dottor Quaranta di essere qui con noi. Saluto anche dalle Marche, da Osimo, Rossano Barteri, presidente Lega del Filo d'Oro. Grazie anche a lei, bentornato presidente. Come sta? Grazie, sto bene, grazie. Ieri peraltro mi trovavo in Veneto, quindi ero vicino a voi. E sono ritornato nelle Marche però. Poteva chiamarmi Presidente, ci davamo un saluto. Allora com'è la situazione, lei che si occupa appunto di questa importante Lega del Filo d'Oro, come vede la situazione nel 2024 anche per associazioni come la nostra, con una burocrazia che sta schiacciando, contributi sempre meno, cosa ci dice? Per fortuna che c'è il volontariato e i contributi che arrivano dai privati, se no stai fresco. Prego Presidente. La situazione è come sempre, nel senso che bisogna lavorare, bisogna non arrendersi, non demoralizzarsi e si va avanti. Noi quest'anno festeggiamo i 60 anni di Lega del Filo d'Oro a dicembre, quindi abbiamo ormai consolidato un tipo di impegno e non mollare mai, quindi continuiamo sicuramente ad avere un grande sostegno da parte di tante persone che ci sono vicine con modalità diverse. La burocrazia e i rapporti con il pubblico sono difficili come sempre. Noi in questo momento abbiamo una presenza come attività in più regioni d'Italia e devo dire che in ogni regione c'è un sistema diverso per regolamentare l'attività di strutture sanitarie e sociosanitarie rivolte a persone con grave disabilità. Questo sicuramente non facilita, ma crea una complessità. Però alla fine è il nostro lavoro e andiamo avanti. Adesso salutiamo anche il dottor Cristiano Quaranta, capitano della squadra di scacchi Obiettivo Risarcimento Padova, ma non solo, perché lui lavora anche in una RSA, perciò la fragilità, soprattutto grazie dottor Quaranta, scacco al primato. Ci racconti cosa è successo, dottor Quaranta? Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Innanzitutto, tra l'altro, prima di lavorare nelle RSA ho lavorato nelle RSD, le residenze per disabili, per cui sono abbastanza vicino a quanto ha detto il Presidente. Noi abbiamo la nostra squadra che ormai ha cominciato nel 2006 a vincere il primo titolo nazionale e siamo arrivati a vincere il 14° proprio un paio di mesi fa. Ci siamo trovati appunto con l'equivalente della nostra Serie A, a inizio aprile. Tra l'altro poi abbiamo avuto anche un'altra enorme soddisfazione qualche anno fa, nel senso che abbiamo vinto un po' l'equivalente scacchistico della Coppa dei Campioni del calcio. Siamo stati la prima squadra italiana e tra le pochissime dell'Europa occidentale, nel senso che come nell'immaginario collettivo gli scacchi sono ancora un gioco abbastanza spostato verso quella che è la parte destra guardando la cartina,
Allora, lei è capitano degli scacchi in Italia e in Europa, è padovano, però, dottor Quaranta, la passione da dove nasce? Ecco, questa famiglia, questi genitori, in particolare il papà, ecco, prima abbiamo sentito sempre le femminucce, le donne, mentre negli scacchi il numero preponderante è di maschi, è di uomini. Ma abbiamo anche la regina, che poi ne parleremo, una donna che è anche regina, non c'è solo il re. Però, ecco, cosa vuol dire iniziare da piccolo, avere una passione? Ecco, lei è stato indirizzato agli scacchi da suo padre, però bisogna che qualcuno inizi a appassionare questi figli, o sbaglio, dottor Quaranta? Ma assolutamente, per me, appunto, come diceva giustamente lei, è cominciato con mio papà che stava giocando a scacchi con un amico. Io avevo sui 6-7 anni ai tempi, e ho visto questi due adulti che erano così concentrati e così impegnati che ovviamente gli ho chiesto che cosa stessero facendo, e mio papà ha fatto un grosso errore perché mi ha detto: è un gioco da grandi, e dire questa cosa a un bambino è chiaramente il modo migliore per far sì che il bambino non si stacchi più, diciamo. Fatto apposta, secondo me. Assolutamente. E sicuramente è un gioco che ha un'altissima componente formativa ed educativa per i bambini, perché comunque mi riallaccio anche a quanto dicevate nella mezz'ora precedente quando vi stavo già seguendo. C'è una forte componente educativa, insegna a rispettare le regole, a rispettare l'avversario, ma anche a rispettare se stessi, ovviamente. E diciamo che ha una fortissima valenza educativa, non solo strettamente perché insegna a riflettere, a ponderare le proprie azioni, a pensare bene che magari faccio un errore nelle prime mosse e ne pago le conseguenze 30 mosse dopo, ma proprio anche in termini di contesto sociale. Forse una delle poche competizioni in cui il bambino di 6-7 anni può tranquillamente trovarsi a giocare con un signore di 90-95. È successo di recente a un torneo in Sardegna, è stato un video che era diventato un pochino virale, che c'era appunto questo ragazzino che faceva fatica ad arrivare dall'altro lato della scacchiera, che giocava con un signore di 97 anni. Senta, dottor Quaranta, ma non è che noi ci dimentichiamo un po' troppo spesso di quella che è la storia anche del gioco, ad esempio gli scacchi, insegnare anche questo sport molto bello anche ai diversamente giovani, perché io vedo che adesso c'è sto burracco, ma è il gioco, è socializzare, è stare assieme, mentre nelle RSA, dove ci sono anche tante persone che sono anche in grado ancora di giocare, perché questa è la verità, non hanno tutti l'Alzheimer o il Parkinson oppure decadimento cognitivo, potrebbero fare questo, però non c'è personale, eppure abbiamo associazioni di volontariato. Perché c'è così poca attenzione verso la fragilità, quello che magari avrebbe anche a una certa età desiderio di imparare anche questo gioco, perché appunto vuol dire star seduti tante ore, ma muoverti, pensare, ragionare. Però mi sembra che si faccia molto poco, o sbaglio, dottor Quaranta? Ma allora devo dire che la pandemia ha avuto anche qualche piccolo risvolto positivo, tra cui sicuramente ha favorito la diffusione del gioco degli scacchi, un po' perché eravamo tutti quanti in casa e non avevamo altro da fare, ma anche un po' perché comunque c'è stata la serie televisiva su Netflix, La Regina degli Scacchi, che ha portato a una grande diffusione del gioco. Questo sicuramente ha favorito moltissimo l'approccio al gioco dei più giovani, ma anche perché chiaramente, soprattutto in fase di pandemia, si faceva di più prevalentemente via internet col computer, e chiaramente i nostri nonni fanno un pochino più fatica su questo versante, anche se devo dire che ho un signore di 99 anni in RSA ricoverato da me che mi scrive su Facebook molto spesso, quindi ci sono delle eccezioni, e quindi sicuramente è stato più semplice agganciare i bambini, i ragazzi più giovani. Quello che dice lei è assolutamente corretto, gli scacchi sono una delle attività su cui c'è anche abbastanza letteratura scientifica oramai, che sicuramente può aiutare a mantenere il cervello in forma, il cervello giovane. È vero che è un qualcosa che è più che altro demandato alle associazioni scacchistiche locali, che in Italia sono tantissime, si danno molto da fare, però è chiaro che è sicuramente anche più semplice organizzare un rapporto con le scuole, con gli oratori, con i campi estivi in questo periodo, piuttosto che magari appunto approcciarsi alla terza età, come dice lei, ecco. Perché ho paura, e volevo sentire anche il suo parere, dottor Quaranta, che facciamo tutti nello stesso posto, nel senso che a scuola si deve fare tutto, teatro, mentre la professoressa prima spiegava che il teatro va fatto in un teatro.
A scuola fanno gli orti sociali, ma se ci sono già gli orti sociali, perché li fai a scuola? Lascia a scuola fare altre cose e gli orti sociali porta questi. I circoli, devi andare al circolo. No, i circoli devono spostarsi, a mio avviso. Devono andare nelle RSA, devono andare nelle scuole. Ecco, questo deve andare nella scuola, il circolo. Ecco, il circolo di scacchi per far appassionare i ragazzi. Cosa ne pensa, dottor Quaranta? No, sono assolutamente d'accordo. Dicevo, nelle scuole c'è stato veramente un boom negli ultimi 5-6 anni. Tanto per dare dei numeri, quando ero bambino io, ai campionati italiani giovanili, la finale, partecipavano 200 giocatori, quest'anno siamo arrivati a 1 migliaio, quindi è chiaro che, per carità, è passato qualche anno da quando ero bambino io, però non così tanti, insomma. E nelle scuole si sta lavorando molto a livello scacchistico di promozione, anche perché c'è stata una direttiva della Comunità Europea oramai una decina di anni fa che ha favorito questo aspetto. È sicuramente più complicato uscire dalle scuole e spostarsi magari nei centri per la terza età o addirittura nelle strutture sociosanitarie. Anche negli ospedali, penso, anche in vari reparti degli ospedali dove ci sono pazienti che devono rimanere anche per molto tempo, a mio avviso, ecco, dedicare qualche oretta con questo gioco non sarebbe male, dottor Quaranta, perché è un gioco veramente che ti riesce a far staccare la spina, perché devi pensare a quello che muovi, a quello che sei e non al male che hai. E penso ai bambini che non si rendono conto di star male, quanto bello sarebbe vederli in quei momenti, magari giocare a scacchi quando possono, sarebbe molto bello. Sentiamo cosa ne pensa Rossano Bartoli, presidente Lega del Filo d'Oro, e guardiamo anche queste immagini che ha mandato di questi pazienti della Lega del Filo d'Oro. Cosa ne pensa, presidente Bartoli, di iniziare, come ha fatto anche il nostro direttore generale, dottor Francesco Benazzi, a far entrare in questi reparti gli animali, la musica, l'arte, che veramente i biscottifici, chi ne ha più ne metta, proprio per alleviare le sofferenze. Prego, presidente Bartoli. Ne penso bene, nel senso che pur con le difficoltà che nel caso delle persone che sono ospitate, ricoverate nelle strutture Lega del Filo d'Oro, per le loro condizioni, pur essendoci, diciamo, delle barriere che debbono essere superate, però anche nel nostro caso ci sono ragazzi, più che ragazzi ci sono degli adulti che sono capaci, per esempio, di giocare a scacchi oppure di giocare con la dama o comunque con dei giochi da tavolo che sono via via adattati, soprattutto nel caso di bambini e di ragazzi con pluriminorazioni. Ma questo significa sicuramente tenere impegnati in attività che diventano piacevoli, ma soprattutto aprirsi all'esterno, avere altri rapporti, avere altri interessi che spesso portano a stabilire delle nuove amicizie, che spesso portano a poter utilizzare, diciamo, anche iniziative al di fuori di quelle che sono le nostre strutture. Per esempio, noi abbiamo ormai in quasi tutte le nostre sedi il cosiddetto gruppo teatrale, è un'espressione impegnativa, però è impegnativa nel senso che fanno delle rappresentazioni che sono semplificate, eccetera, ma vedere il coinvolgimento, diciamo, di queste persone nel momento in cui sono loro i protagonisti, il coinvolgimento di volontari, del personale, la famiglia che partecipa, è un qualcosa che sicuramente fa bene e va nella direzione giusta, senza avere preclusioni di sorta e senza avere neppure, come ho sentito dire, diciamo, la distinzione sul diversamente giovane. Sarà perché io ormai ho una certa età, quindi mi piace, insomma, riuscire a confrontarmi, ovviamente laddove la cosa è fattibile, anche con attività che sono rivolte a persone più giovani. Quindi, sì, presidente Bartoli, però quello che io volevo capire, ieri avevo una dottoressa in scienze motorie e l'importanza delle scienze motorie è fondamentale, riguarda non solo i giovani, i bambini, ma anche i diversamente giovani, però si fa molto poco. Ad esempio la dottoressa ieri diceva il bambino non sa più saltare la corda, non sa più tirare la palla, girarsi e riprenderla, ecco, è molto lento. Ecco, cosa dobbiamo fare? Ma se
qua mi rivolgo anche al dottor 40. Dottor 40, qui dobbiamo veramente forse capire che anche all'interno delle scuole, ma non solo, anche delle RSA, bisogna veramente fare più movimento. Non possiamo lasciare queste persone in sedia a rotelle o ferme o sedute ore e ore senza far niente, perché il movimento è vita. Cosa dice dottor 40? No, assolutamente, infatti allora, io posso parlare per la Lombardia perché chiaramente esercito qui, ma sono sicuro che sarà lo stesso in tutta Italia. L'attività di fisioterapia è uno dei momenti fondanti della vita quotidiana degli ospiti, sia delle strutture per anziani che per quelle per disabili, e sicuramente è qualcosa che aiuta moltissimo non solo a livello prettamente fisico, ma anche perché noi non ce ne rendiamo conto, ma anche fare qualche passo nel corridoio per una persona magari molto anziana con problematiche di decadimento cognitivo è una ginnastica notevole anche per la testa, nel senso che io quando sto camminando devo incrociare con gli stimoli che mi arrivano dagli occhi, dalle orecchie, con quelli delle gambe, mi devo interfacciare con l'ambiente in cui sono, e sicuramente questo qui è una ginnastica fondamentale, oltre al fatto che naturalmente il movimento attiva anche il sistema cardiocircolatorio, quindi diciamo fa arrivare un pochino più di benzina dappertutto, quindi questo sicuramente è qualcosa di fondamentale. Nei giovani chiaramente non è il mio settore di competenza, però ho a che fare con ragazzini quando vado a fare i tornei di scacchi di continuo e mi rendo conto che in effetti forse questi benedetti o maledetti, a seconda dei punti di vista, cellulari, tablet e quant'altro, hanno sicuramente influenzato rispetto a quello che poteva essere quando ero bambino io negli anni 90 o prima ancora, l'aspetto del gioco, che è diventato qualcosa di più virtuale e di meno fisico. Ecco, io mi riallaccio all'importanza della famiglia e dei genitori anche nel giocare con i propri bambini. Io mi ricordo, oltre a lei, diceva, io ho il papà che mi ha indirizzato, era un gioco da grandi e l'ha iniziato il tutto. Io mi ricordo invece di Michele Godena, che lei sicuramente conoscerà, il grande campione che abbiamo trevigiano. Anche lui indirizzato da papà Fabio Godena, che è il dottor Godena, che mi manca tantissimo, manca a molti di noi, dove ha iniziato a giocare con questo ragazzo, con i propri figli, li portava al circolo. Ecco l'importanza che il genitore, di accompagnare anche nel gioco, in una passione diversa, una passione anche che fa ragionare, che fa crescere. Quanto importante è? Lo diciamo ai genitori e ai nonni che magari sono a casa, che ascoltano e che magari lo dicono ai loro figli, di iniziare a giocare con i propri figli. Prego, dottor 40. Ma assolutamente, tra i ricordi più belli che ho della mia infanzia c'erano appunto i tornei quando andavo con mio papà, e gioire insieme delle vittorie, magari le mire, le sconfitte, è stato sicuramente un qualcosa che ci ha reso molto uniti anche adesso che insomma ho qualche anno in più. Questi sicuramente sono dei ricordi molto preziosi ed è un qualcosa che vedo anche adesso che sono più grande, quando vedo le altre coppie, padre o mamma figlio, che vanno ai tornei insieme, ricordo con piacere e mi rendo conto che è qualcosa che unisce tantissimo. Allora, dottor Bartoli, ecco, questi genitori, specialmente delle volte con grave malattie, grave patologie, che sono assillati dalla paura di perdere il figlio, non riescono più magari a giocare, il bambino vede, basta un battito di ciglia perché il bambino capisca che il genitore è triste, invece dovrebbero riuscire a staccare la spina. Io ho avuto una mamma, che ringrazio sempre, col bambino purtroppo che sta combattendo contro una leucemia, ma lei ha sempre detto, da quando sono entrata in quel reparto col mio bambino pensavamo di stare nella nostra cameretta, perciò musica, gioco, il mio figlio piccolo, nonostante piccolo e con un percorso diverso, diceva ce la faremo mamma, è solo un percorso, ma vedrai che ce la faremo, è un percorso di vita. Questi bambini che sono molto più grandi di quello che veramente pensiamo e che riescono veramente a dare forza al genitore che magari in quel momento si sente con le spalle al muro. E voi quanto siete importanti, Presidente Bartoli? Ma allora, intanto mi piace un attimo richiamare il discorso del movimento, perché ho sentito prima che è molto importante per tutti, in particolare per le persone con gravi disabilità, dove spesso naturalmente l'attività è quella della fisioterapia, della idroterapia, tantissima attività nelle piscine è molto utile, e ovviamente anche tutta una serie di iniziative all'esterno con i percorsi profumati, i percorsi dell'acqua, tutta una serie di opportunità che consente di fare diciamo del movimento anche là dove i ragazzi hanno veramente compromissioni molto forti. Relativamente al rapporto con la famiglia, ma io credo che nella nostra esperienza
diciamo che la famiglia è essenziale sempre, è essenziale nel momento in cui c'è il primo contatto con gli specialisti che debbono formulare una diagnosi e partecipano quindi alla diagnosi, è essenziale nel momento in cui si intraprende un percorso di riabilitazione dove la famiglia deve partecipare per poi continuare per quanto possibile nella casa. E in questo prendersi cura del ragazzo con grave disabilità e della sua famiglia si aprono delle prospettive anche per i genitori molto importanti, nel senso che il loro figlio spesso è visto solo come il bambino che non può fare le cose. Si cambia la prospettiva perché ci si rende conto che il bambino può fare tante altre cose e si scopre che questo bambino è un bambino e che quindi ha il diritto di stare con papà, la mamma, i fratelli, la sorella e giocare insieme. Quindi c'è un po' una riscoperta del ruolo che la stessa famiglia ha nei confronti di questo ragazzo, grazie ad un aiuto che naturalmente specialisti sanno dare. E quindi è fondamentale questa presenza, è fondamentale stare insieme per tutti, sia per quanto riguarda, come sentivo prima, diciamo l'avvio al discorso degli scacchi, così come per quello che mi riguarda, per quanto riguardava quando mio figlio ha preso per la prima volta la bicicletta per fare mountain bike e poi magari qualche garetta, naturalmente non da professionista ma così amatoriale su strada, l'importanza di partecipare insieme e fare insieme delle cose. Ho sentito prima appunto la storia diciamo di Cristiano, mi pare, che parlava del rapporto col papà per quanto riguardava diciamo la partecipazione a tornei di scacchi, sicuramente su un piano diverso, ma le stesse sensazioni per quanto riguarda la partecipazione ad una gara ciclistica, ad una partita di calcio o a qualcos'altro, sicuramente lasciando almeno un po' più da parte quelli che sono la televisione, quello che è il computer, quello che è il telefono, insomma, e stare un po' insieme, parlare e partecipare attivamente a delle attività che sono importantissime per lo sviluppo dei ragazzi. Allora andiamo a vedere anche questo servizio con queste foto scacchi di Cristiano 40, ecco, per capire anche l'importanza di essere nel pezzo, nel vero senso della parola, di riuscire a centrare l'obiettivo. Qui cosa stiamo vedendo, dottor 40? Questo qui è subito dopo la premiazione appunto della Coppa dei Campioni nel 2019 che eravamo in Montenegro. Questo sono io che sto giocando un torneo, credo in Piemonte se non ricordo male. Chiaramente questo qui è stato il ex campione europeo che è attuale individuale, che è un giocatore della nostra squadra, si chiama Ivan Šarić, è un grande maestro croato e ormai gioca con noi dal 2019, quindi è ormai parte della famiglia. Inquadrato adesso vediamo l'ex vice campione del mondo Peter Leko, che anche lui ha giocato con noi per diversi anni. Questo qui con la targa è il mio papà e quelli all'estremità sono i nostri sponsor, che sono tra l'altro trevigiani, sono i fratelli Paolo e Roberto Simeoni di Obiettivo Risarcimento, una ditta che si occupa di tutoring nell'ottenimento di giusto risarcimento da problematiche derivanti dalla responsabilità professionale in ambito medico, e in mezzo c'era l'assessore Bonavini. È stato quando abbiamo vinto il 10° scudetto, siamo stati anche, credo giustamente, premiati dal Comune di Padova. Allora, parlavamo prima delle donne, infatti avete visto che sono sempre uomini, anche se abbiamo questa regina, Judith Polga, un'ungherese, anche se non pratica più, però è riuscita ad arrivare. Quanto sacrificio e impegno, e soprattutto bisogna essere portati anche al ragionamento, al pensare, prego dottor 40, per fare questo sport. Ma senza dubbio diciamo che tutti quelli che abbiamo visto nelle fotografie, a parte me, tutta quanta gente che di lavoro fa lo scacchista, quindi lo fa a tempo pieno, e chiaramente soprattutto oggi con il fatto che con i computer e via discorrendo posso vedere in qualunque momento le partite giocate in qualunque torneo anche dall'altro lato del mondo, la quantità di informazioni è veramente notevole, per cui stiamo parlando comunque di atleti a tutti gli effetti. Se avete notato nelle foto ero l'unico in sovrappeso
sovrappeso, nel senso che chiaramente devono curare anche la parte fisica, perché comunque stare seduti 5-6 ore è vero che ti sfinisce a livello mentale, ma vi posso garantire che alla fine si esce fuori veramente esauriti anche a livello fisico. È sicuramente una palestra che se lo si faccia da professionista o che lo si faccia da dilettante, questo naturalmente all'inizio non lo possiamo sapere, ma è sicuramente una palestra che ti aiuta anche nella vita, nella professione, perché comunque ti insegna un metodo di ragionamento, ti insegna che comunque bisogna prepararsi e imparare sempre dai propri errori, e quindi sicuramente è un qualcosa che è estremamente utile a livello formativo. Poi è chiaro, c'è chi è molto più bravo e quindi arriverà a giocarsi i titoli mondiali e essere un professionista, c'è invece chi è un pochino meno bravo e continuerà a farlo per passione, però sono assolutamente certo che chiunque ci si dedichi un minimo possa comunque imparare molto e migliorare anche nel quotidiano, che sia la propria capacità di concentrazione, che sia la capacità di fissarsi un obiettivo e provare a raggiungerlo. E su questo sicuramente è stato un grande modello Judith Polgar, che ha nominato lei, che è stata sicuramente la donna più forte che abbiamo avuto nella storia degli scacchi. Se non ricordo male è arrivata al numero 8 delle graduatorie mondiali assolute, è stata l'unica donna a giocarsi un titolo mondiale, credo nel 2005 a St. Louis in Argentina, e lei è un caso interessante perché in realtà suo padre era uno psicologo ed era convinto che con una sufficiente formazione chiunque potesse diventare un fenomeno in qualunque cosa, e stradò le sue 3 figlie femmine a giocare a scacchi e sono diventate tutte e 3 delle giocatrici di altissimo livello, quindi forse c'era qualcosa di vero, qualcosa di vero c'era. Però io penso anche, dottor 40, ad esempio noi a Treviso abbiamo la Loggia dei Cavalieri, che lei conoscerà sicuramente, penso. Certo. Dove una volta i nobili si ritrovavano proprio per giocare a scacchi. Non è il caso forse di imparare da quello che ha insegnato la storia, che forse queste piazze aperte, questi centri storici che sono deserti durante la settimana, si vivono solo il sabato e la domenica e forse anche nella maniera sbagliata, che sono dei numeri pazzeschi, farli rivivere anche con questi giochi, con questo gioco meraviglioso ad esempio anche degli scacchi e non solo, per far rivivere i centri storici. Cosa ne pensa, dottor 40? Ma assolutamente, noi per esempio vicino Padova abbiamo Abano Terme, dove proprio in centro c'è una scacchiera gigante per terra dove si può andare a giocare, e tutte le volte che vado a giocare vedo che ci sono centinaia di persone che si fermano a guardare che cosa sta succedendo. Poi la maggior parte di questi spettatori saranno assolutamente amatori che magari fanno anche fatica a capire che cosa sta succedendo sulla scacchiera, ma sono comunque estremamente affascinati e catturati dallo spettacolo. Sicuramente gli scacchi, passatemi il termine poco elegante, fanno figo, nel senso che creano comunque attrattiva, e ripeto, su questo noi siamo stati molto favoriti dal web, da internet, e dal fatto che comunque adesso c'è tantissima gente in più rispetto a qualche anno fa che quando gli dico gioco a scacchi sanno chi è il campione del mondo, sanno più o meno come funziona. Questo sicuramente negli ultimi 5-6 anni come scacchi abbiamo avuto un boom, però è vero che sarebbe altrettanto importante, se non ancora più importante, spostare tutta questa attenzione da un mondo virtuale a un mondo più concreto, più materiale, diciamo, anche come centro di aggregazione. Su questo sono assolutamente d'accordo, e devo dire in Italia abbiamo moltissime realtà locali che si danno da fare e portano avanti il gioco con manifestazioni anche estremamente importanti, ma anche poi le manifestazioni promozionali, quindi non quelle ufficiali dove ci si giocano titoli, che quindi si possono fare anche tra virgolette in piazza, dove magari non c'è l'ambiente ideale per restare concentrati per tutto il tempo. E devo dire che ogni volta che vado a vedere manifestazioni di questo tipo mi rendo conto che i passanti si fermano sempre. Non c'è niente a fare, le piazze attirano, questa è la verità. Forse dobbiamo ragionare di più, portare la cultura nelle piazze proprio anche con questi sport bellissimi. Una domanda invece che volevo fare al presidente Barto: il mondo del volontariato, il mondo dei giovani, mancano giovani nel mondo del volontariato. Da lei com'è la situazione nelle Marche, Barto? Perché qui tutte le associazioni piangono, mancano giovani nelle associazioni di volontariato, purtroppo. Non riusciamo a catturarli. Ma diciamo che per la nostra esperienza noi abbiamo sicuramente una prevalenza di volontari che hanno superato una certa età, diciamo che viaggiano tra i 40-50 anni e sopra, però ci sono anche parecchi giovani, nel senso che
vengono diciamo incontrati soprattutto facendo delle promozioni nelle scuole, facendo promozioni negli ambienti di sport eccetera, e devo dire che una risposta anche significativa c'è. Peraltro nell'attività che noi svolgiamo, diciamo, avendo una presenza in 11 regioni italiane, abbiamo in ogni sede diciamo, il gruppo di volontari. Ci sono sicuramente giovani, ci sono anche persone diversamente giovani che diciamo, decidono di dare il loro impegno. Io credo che sia importante la nostra capacità, delle nostre organizzazioni di comunicare, di intercettare questa disponibilità di fondo che sicuramente è più presente di quanto non si possa immaginare. Quindi proviamo ad essere più creativi, proviamo ad essere più attrattivi, ma poi nei momenti in cui incontriamo giovani e meno giovani che ci vengono incontro per dare il loro tempo e mettersi a disposizione degli altri, dobbiamo anche saper diciamo, gestire questo tipo di risorse, quindi continuare con una formazione, con un aggiornamento, rafforzando diciamo, la motivazione, dando, seppure in modo a volte più simbolico che altro, ma delle gratifiche diciamo, a queste persone. E devo dire che il lavoro ben organizzato poi produce anche effetti positivi. Quindi certo sarebbe utile che ci fossero più volontari, però ecco, forse dobbiamo anche imparare a gestire meglio questo tipo di risorse. Presidente Bartoli, non è che dobbiamo chiedere anche alla politica di investire più nella ricerca, di tenere in considerazione molto di più le malattie rare che stanno distruggendo molte famiglie perché non sanno più cosa fare, a chi rivolgersi. Per fortuna che si sono rimboccati le maniche e hanno creato loro delle associazioni importanti che si aiutano a vicenda. Prego, Presidente. Ma, questo discorso sulla politica credo che sia un discorso che ogni volta che ci incontriamo emerge, diciamo, viene fuori. Sicuramente la politica deve fare molto di più di quanto non riesce, non ha fatto fino ad oggi, perché poi diciamo, mettere a disposizione di chi ha problemi molto gravi, servizi, strutture, personale preparato, personale anche volontario preparato che dà il proprio contributo, è un qualcosa che va a beneficio di tutta la collettività, di tutta la società. Devo dire, anche qui non bisogna cogliere anche dei cambiamenti, a volte non sono così forti, però ci sono dei segnali dove mi pare che sempre più persone anche che si dedicano prevalentemente ad attività politica riscoprono e fanno attenzione a dare diciamo una mano a questo settore. E poi, come lei sostiene, sicuramente si deve fare di più. Grazie veramente a Rossano Bartoli, Presidente Lega del Filo d'Oro, per essere stato con noi e soprattutto per far capire l'importanza di questo messaggio. Ecco, cerchiamo di fare rete, di allargarci sempre di più, ognuno che mette la famosa goccia e forse diventeremo un grande oceano. Già siamo un mare molto grande, speriamo di diventare un oceano che si allarghi sempre di più e che aiuti molte persone. Grazie veramente, Presidente Bartoli. Dottor Quaranta, come ci saluta? Un saluto veloce. Ma innanzitutto vi ringrazio moltissimo per l'invito, è stato molto piacevole, estremamente interessante, è stato anche un piacere poter ascoltare le parole del Presidente della Lega Filo d'Oro. Ripeto, ho lavorato per anni in strutture per disabili, quindi sono assolutamente allineato con lui. Purtroppo sì, è chiaro che la politica dovrebbe sempre fare di più, ma ho sempre la sensazione che ci sia la paura di fare gli investimenti oggi, poi magari i frutti vengono fuori tra qualche anno quando il governo c'è la parte opposta e quindi si prenderà i meriti qualcun altro e magari servirebbe un pochino più di lungimiranza da questo punto di vista. Ecco. Comunque assolutamente devolviamo il 5 per 1000, aiutiamo anche come volontari tutte queste strutture e devo dire anche, passando un po' al motivo per cui avete chiamato me, sicuramente gli scacchi possono essere un qualcosa di assolutamente utile, educativo, ma anche estremamente aggregativo per tutte quante le età e anche assolutamente per chi ha qualche disabilità. Grazie al dottor Cristiano Quaranta, capitano
della squadra di scacchi Obiettivo Risarcimento Padova, di essere stato con noi, grazie anche a lei. E adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Frittata di maccheroni. Chi sostiene che i maccheroni siano stati portati in Italia da Marco Polo di ritorno a Venezia dal lontano Catai, cioè dalla Cina, nel 1292, dice il vero. Solo che non erano i primi. Con un anticipo di ben 48 anni sul viaggiatore veneziano, esattamente nel 1244, il medico bergamasco Ruggero di Bruca prometteva ad un paziente un lanaiolo genovese, a patto che smettesse di mangiare carne, frutta e pasta. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di pasta grossa, mezze penne nel nostro caso, 200 grammi di passata di pomodoro, 3 uova, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, uno spicchio d'aglio, 4 foglie di basilico, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale. In una zuppiera sbattete bene le uova e salate. Padella fate soffriggere l'aglio con un cucchiaio di olio. Levate l'aglio quando è dorato. Versate la passata di pomodoro. Salate e fate cuocere con coperchio. Fate sobbollire per 20 minuti. Poi aggiungete il basilico e spegnete il fuoco. Intanto fate cuocere la pasta. Scolatela e versatela nella salsa. Aggiungete il parmigiano e lasciate raffreddare. Versate la pasta con la salsa nelle uova sbattute e mischiate bene. Mettete sul fuoco una padella, versate 2 cucchiai di olio, fate riscaldare e versate lentamente la pasta nella padella, aiutandovi con un cucchiaio. Alzate il fuoco e lasciate cuocere con coperchio.
Dopo 5 minuti, aiutandovi con un coperchio liscio più grande del diametro della padella o con un piatto, capovolgete la frittata di maccheroni e fatela cuocere dall'altro lato con il coperchio. Ma state attenti a non farla bruciare. Servite e buon appetito!